Buongiorno, buongiorno. Avete visto la natura, la primavera, questi fiori, il verde? Io non ho mai visto gli alberi così verdi come questa primavera per la pioggia che c'è stata, ma di un verde, sembra che siano proprio rinati. È una cosa bellissima vedere la natura, veramente se la lasciamo in pace con le sue cose, proprio una cosa incredibile, mentre molti uomini non riescono ancora a capire e stanno cementificando dappertutto, stanno tagliando dappertutto. Vaia non ha insegnato niente, non bastava, continuano su questa strada. Cosa lasceremo a questi bambini, al futuro di questi giovani, soprattutto vicini all'ambiente? Ne parleremo questa mattina con Elena Bertorelli, che ringrazio tantissimo di essere collegata con noi, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Grazie Elena Bertorelli di essere qui, grazie Presidente. Grazie a lei. Grazie, saluto anche Daniele Cenedesi Alpino, perché ieri c'è stata questa grande sfilata a Bibbione, un'altra sfilata, tantissima gente, hanno detto proprio i turisti entusiasti, poi sentiremo anche da cosa ci dirà Daniele Cenedese, però io partirei proprio con Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Allora Presidente, cosa sta succedendo? Qui tutti andranno in ferie, spenderanno tantissimo, problemi di trasporti non ce ne sono, va tutto bene, mentre la realtà che vediamo noi che siamo in prima linea col mondo del volontariato è completamente diversa. È diversa soprattutto perché con 1500, 1200, 800, 700 la gente non ce la fa più a vivere, anche a sopravvivere, non bastano, spese altissime, specialmente fare la spesa, bollette. Ecco, come vedete voi, come si sta aprendo questa primavera-estate, ma pensiamo già all'autunno perché bisogna fare anche prevenzione. Prego Presidente Bertorelli. Grazie Mirella. Ha centrato il punto in questo inizio perché sì, i nostri telegiornali sono pieni di bellissime immagini di persone che vanno in vacanza, tutto è bello, tutto è pieno, tutto è completamente affittato o pieno negli hotel. Quello che però non viene detto è che sono in corso un sacco di lotte da parte delle associazioni consumatori per il caro bollette, per esempio. Penso sia una delle prime volte in cui tutte insieme, Casa del Consumatore naturalmente insieme, ci siamo attivate per effettuare una segnalazione addirittura Mirella, all'antitrust nei confronti di un fornitore di luce e gas perché ha sostanzialmente elevato le tariffe delle sue bollette a noi cittadini, a noi consumatori, semplicemente attraverso una mail o, dice lui, una busta, una lettera così bianca, senza raccomandata. Quindi alcune persone si sono trovate a pagare per il gas, faccio l'esempio, da 1 euro 0,80 a 2,20 a 2,40 al metro cubo. Quindi all'inizio abbiamo tentato anche in via conciliativa con i referenti di questo, diciamo, di questo fornitore. Non si può dire il nome, Elena? Sì, posso dirlo, Enel Energia Spa. Noi abbiamo tentato anche in maniera conciliativa, come è la via delle associazioni consumatori, per cercare una quadra, ma c'è stata una risposta assolutamente negativa. Quindi è evidente, Mirella, che noi non ci fermiamo quando vediamo delle ingiustizie. Quindi ci siamo attivati con l'antitrust, che è lo stesso per i suoi telespettatori, che ha sanzionato la Ferragni con i suoi pandori per la beneficenza. Quindi quello è l'ente a cui noi ci siamo rivolti, un ente che non scherza, perché ricordiamo che la Ferragni si è attualmente rovinata la reputazione, per quanto poi abbia fatto ricorsi e naturalmente la giustizia è in corso, però già avere una segnalazione con 1 milione di euro di sanzione, abbiamo visto gli effetti che ha avuto sulla sua reputazione professionale. Noi abbiamo dovuto, Mirella, rivolgerci anche noi a questo ente di vigilanza che ha iniziato un'istruttoria contro Enel Energia.
Non solo, abbiamo attivato un'azione collettiva, le cosiddette class action. Molti dicono appunto questo termine inglese non è altro che azione collettiva contro Enel Energia, sempre per contestare questo modo che noi riteniamo assolutamente inidoneo per ottenere il consenso, che consenso non c'è stato. Cioè non ha fornito ai consumatori e ai cittadini la possibilità di dire no scusate, io questo aumento di tariffa da 1 euro a 2,20 euro, 2,40 euro al metro cubo, a me non va bene, migro verso un altro fornitore. Questo è quello che contestiamo. Il non voler ottenere il consenso, ma bypassarlo, cioè saltare via e fare in modo che sì, noi abbiamo mandato la letterina bianca che tanti magari cestinano come pubblicità. No, abbiamo detto, se tu vuoi fare una modifica così rilevante al contratto, tu mandi una lettera raccomandata o noi procediamo, e così abbiamo fatto. Senta, Presidente Bertorelli, ci spiega quante Enel ci sono, perché lei ha specificato bene, Enel Energia SPA. Perché a casa veramente fanno molta confusione, si legge poco, si capisce poco, non è semplice interpretare, non molti si informano, pagano e stanno zitti. Basta vedere anche con le truffe, questi anziani come sentono nominare il figlio o il nipote corrono subito a pagare il telefono e poi c'è la truffa. Ho avuto anche Livio, poveretto, che ha detto era andato dal tabacchino, per fortuna questo tabacchino ha detto guardi che è una truffa, non paghi il cellulare, ma lui, come ha sentito la figlia, capite bene come funziona. Ma secondo lei non c'è qualcuno che dovrebbe fare chiarezza e veramente impedire che succedano queste cose? Perché mi sembra una cosa, cioè intanto ti frego e poi vedremo, ma non può essere così. Ma l'Italia, ma questo paese veramente dove viviamo di 4 mafie, di furbetti, di controlli che non ci sono, può andare avanti così, reggersi così, che paga sempre la gente onesta, la gente per bene, quella sana del paese? Ma ha assolutamente ragione, anche perché è compito dell'antitrust e dell'ARERA, sono enti pagati da noi, cioè dai cittadini, i loro stipendi sono pagati con le tasse dei cittadini, è compito loro, sarebbe compito loro difendere noi cittadini e soprattutto i casi vulnerabili, quindi le persone che magari non hanno accesso a internet, non si tengono aggiornati, che non possono perché non hanno gli strumenti, naturalmente, Mirella, ed è normale che non li abbiano perché magari sono anziani, perché non hanno voglia di imparare cose nuove così difficili. Quindi non sono loro nel torto, ma sono proprio questi enti che non si muovono se non su espressa e forte sollecitazione delle associazioni consumatori per tutelare queste persone, perché le associazioni consumatori, è vero che noi ci siamo, grazie al Signore, al cielo, ci siamo, esistiamo e vediamo quando cogliamo quei segnali di malessere e di situazioni, diciamo, di condotta commerciale scorretta, e ci attiviamo immediatamente. Però se ci pensa Mirella, non dovremmo neanche esserci noi. Cioè le associazioni consumatori, se tutto funzionasse come dovrebbe, quindi questi enti che vigilano sulla correttezza di comportamento di luce e gas dei fornitori, noi non avremmo lavoro, non avremmo neanche attività da svolgere. Ma è la stessa cosa del mondo del volontariato, che noi mettiamo le pezze dove la politica non le mette. Esatto. E qual è il volontariato? È quello in prima linea, quello serio, anche piccolino, medio, non grandissimo. Quello è il vero volontariato, che veramente non dovrebbe esistere, perché dovrebbe esserci qualcun altro che pensa alle fragilità. Abbiamo Rinaldo da Venezia che sta trepidando il telefono da un pezzetto. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Saluto gli alpini con molto piacere. Sono sta a Catania, sono sta a Cuneo, ho tanti amici alpini, va bene, da Pove, dappertutto, va bene. E dopo volevo dire, è natura, non ha bisogno dei dottori, è la natura, se siamo stanchi a fare il soccorso, e se giusta la sua,
è quando che c'è l'intervento dell'uomo che non ne va più bene, la Minella. E dopo che ha ragione il signore che parla, ma quei multinazionali non bastano nella comandata, dovrebbe lo Stato intervenire, perché il popolo, con tutta la buona volontà che ha queste signore che è qua, che cerca di fare di tutto per aiutare i consumatori, ma con le multinazionali non c'è niente da fare, perché questi trucchi, queste robe che neanche ne sogniamo gli altri, li compra la roba anche per venderla, la compra 2 anni prima e dopo 2 anni gli passa il prezzo, è multinazionali che compra le robe. Sono multinazionali che ha solo il brevetto di dar via semi, robe, ed è una roba massa importante, vede tanti milioni di euro che gira e ne altri non ne bada. Purtroppo anche queste associazioni qua, poveretti, gli fanno di tutto e se non fossero loro sarebbe ancora peso, Mirella. Comunque i politici, bisogna che i politici si mettano in testa di aiutare la povera gente, come che ti fatica ti lo fa gratis. E oggi i cappa 12-13 mila euro al mese, va bene, e noi lo fa. Allora, le cose che abbiamo detto, vada con cosa che ha. 10 anni che aspettiamo sto robo, cosa che è del Veneto, e cosa dobbiamo aspettare? Adesso la Lega ne ha detto va piano, aspettiamo un altro poco, non ne dà niente, né altri Veneti, bisogna che si rendiamo, che si attuemmo, non chi ne dava, perché gli altri Veneti, stiamo su... ti ha capito dove? Sì, ho capito benissimo. Del paese. Grazie come Rinaldo, grazie delle riflessioni, ho sentito le riflessioni di Rinaldo, ecco io direi più anche il Veneto, anche il popolo italiano in particolare è massacrato, sì. Io vedo brave persone dappertutto veramente che lavorano, che si impegnano, il problema è che se nasci nel posto sbagliato non è mica semplice così, guardate che ho detto che abbiamo 4 mafie, 4 ne abbiamo, 4 più massonerie, furbetti, truffatori, non ci facciamo mancare niente di niente, anzi qualcuno addirittura lo premiamo. Allora andiamo a vedere cosa è successo proprio a Bibbione, andiamo a vedere questo sfilamento Alpini, poi ne parliamo col nostro Daniele Cenedesi Alpino. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Treviso, Vittorio Veneto sfilano al raduno triveneto degli Alpini di Bibbione dalle Alpi a quota zero. Conegliano, che raccoglie la stecca da San Michele al Tagliamento, arriva per ultima dopo Venezia e si prepara ad accogliere le penne nere di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 13, 14 e 15 giugno 2025. A Bibbione in 30.000 per l'ultima delle 3 giornate culminate nella serata di cori e fanfare e nello sfilamento di una domenica mattina finalmente estiva. A voi la sezione de Coneglian. Anin Devan. Avanti Conegliano! Dalla Dunata Nazionale, dalle montagne simbolo di Vicenza alle spiagge del litorale veneziano, la grande festa delle penne nere si rinnova e le reti Media Nord-Est la trasmettono in diretta dalle prime ore del mattino, quando Bibbione ancora dorme. Poi l'ammassamento fino alla partenza del lungo partecipato corteo. Sfilano le autorità, regione, provincia, città metropolitana, comune di San Michele. Avanza il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al fianco del quale marcia fiero il presidente nazionale Sebastiano Favero con il consiglio direttivo. Bibbione abbraccia gli alpini e lascia a Conegliano il testimone. Un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. A nome della sezione di Venezia, sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Conegliano questo testimone di impegno, la stecca. Siamo onorati di questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro terzo raggruppamento? Evviva gli alpini e viva la sezione di Conegliano! La soddisfazione è tanta veramente, perché abbiamo visto anche oggi cosa vuol dire un raduno triveneto degli alpini.
tanta gioia, tanta allegria, ma anche tanti valori. Ha detto giustamente il Presidente Favero, questa è una sfilata di pace. Gli alpini sono l'incarnazione della pace, hanno fatto nel mondo e stanno facendo nel mondo tantissime opere di volontariato, aiutano i comuni tutto il giorno e noi siamo fieri ed orgogliosi che il 2025 veda la Dunata Triveneta Conegliano città degli alpini. Allora Daniele Cenedesi, intanto grazie di essere qui col suo cappello di alpino, ma come riuscite a essere così organizzati? Perché come voi non ce n'è per nessuno, ma soprattutto quello che riuscite a muovere, le persone, le famiglie. Non so se è vero, ma hanno detto che i turisti ieri a Bibbione entusiasti. Prego Daniele. Beh, gli Alpini ormai è una fondazione che ha anni a cielo nei territori, soprattutto qui noi nel Veneto. Tutti quanti i gruppi si sono fatti la loro sede, si sono presi i gazebi, tutte quelle cose, si sono attrezzati. Quindi quando ci sono queste manifestazioni non aspettano l'ora perché vanno a fare festa. La squadra è già organizzata. La squadra è già pronta, capisci? Quindi sono anche abbastanza autonomi, non vanno... Cioè, qui i più anziani, tipo come ormai sono io, cercano una stanza per dormire, però tutti gli altri hanno sti gazebi, fanno sti tendoni, sono tutti attrezzati e quindi si muovono in massa e vanno a festeggiare. Ma secondo Daniele Cenedesi, cos'è che attira anche questo turista a vedere queste sfilate? Perché hanno detto che gli applausi, ma veramente i ringraziamenti, proprio contenti di vedere anche la nostra realtà italiana, che va nel mondo poi oltretutto gli alpini. Sì, perché... una realtà, perché la sfilata per se stessa, cos'è? È una camminata che fai per la città, giusto? Però è preceduta dalla banda, è preceduta dallo striscione che dice sempre qualcosa, vogliatevi bene. Messaggi. Ci sono tutti i messaggi che si danno e anche qua sulla Triveneta c'erano sti bei striscioni che incitavano sta gente sempre verso il bene, il volontariato, capisci? E poi sono anche tutti volontari. E poi c'è l'ordine. Quando tu vedi una cosa ordinata è sempre bella. La sfilata, anche la sfilata è abbastanza ordinata. Noi ci lamentiamo perché ci sono dei tempi morti tra uno e l'altro. Però se vai a vedere bene è la cosa più bella perché non si crea mai confusione. Però migliaia di persone, alla fine città pulita, paesi puliti, lasciate tutto in ordine, questi sono messaggi importanti. Sono importanti sì, perché anche a Vicenza il giorno dopo ci sono quelli che erano predisposti dalla città per fare le pulizie, hanno detto ma non c'è più tanto da pulire, è tutto quanto, perché ognuno cura il suo orticello, capisci? Puliscono, fanno baldoria, però anche poi la prima cosa è fare le pulizie. Un'altra cosa importante però che riusciamo a non vedere sono i giovani, pochi giovani. Voi state facendo anche adesso i campi scuola molto importanti, sì. Hanno detto, ho avuto proprio il vicepresidente Introvigni proprio l'altro giorno, il quale diceva che hanno dei numeri importanti, non riescono neanche a gestirli tutti, perciò c'è questa voglia anche da parte del ragazzo di fare queste esperienze. Ma perché si danno così poche risposte? Secondo me, come mai i giovani non riescono ad essere ascoltati? Loro avrebbero piacere anche di fare volontariato, sì. Ma non è che loro arrivino da solo, bisogna andarli a prendere per mano, come fate voi anche con i campi scuola o campi lavoro, o campi quello che volete, di educazione, di regole. Prego. Ti posso anche dire che i campi scuola, quelle cose, andiamo a promuoverli per le scuole. E anche là ci sono chi li accetta e chi che non li divulga verso questi giovani. Cioè sono gli insegnanti, anche gli insegnanti, sì. Quindi, no, perché dobbiamo parlarne di ste robe sì, qua, perché c'è qualcosa. Anche gli insegnanti che vanno, quelli che sono entusiasti e quelli invece che dopo che ti snobbano, che non... è lì un po' il problema, capisci? Perché però, iniziamo sempre dalle scuole a andare a proporre queste cose, come abbiamo andati a spiegare nelle montagne, facevamo delle lezioni, ma non che siano... di spiegare nelle scuole. Io ho visto anche ieri, sabato, che c'è stato il Volontari Insieme con le associazioni di volontariato, dove ha partecipato il mio vicepresidente Leopoldo Botero, perché io di sicuro non potevo esserci perché ero in trasmissione.
quello che ho visto tutte persone di una certa età, e questa Presidente lamentarsi che i giovani non arrivano, ma non è che i giovani dobbiamo aspettare che arrivino, bisogna andarli a prendere per mano. Allora, invece di fare le lezioncine in classe, e qua vorrei sentire anche Elena Bertorelli, perché tutti quanti dobbiamo cercare di fare squadra tutti assieme, dobbiamo portarli a vedere cosa facciamo, perché loro ormai si stanno annoiando delle lezioni in classe, vogliono toccare con mano, vogliono essere protagonisti, vogliono sbagliare, vogliono veramente rendersi conto di persona quella che è la realtà del volontariato. Niente da fare, tutto in classe, lezioncina, ti faccio vedere, io sono questo, siamo questo, facciamo questo, quando siamo usciti dalla porta questi ciao, se ne becchi uno e tanto. Bertorelli cosa dice? Forse dobbiamo portarli anche da voi, far toccare con mano quello che fate, che vedano, che si rendano conto, perché anche loro vivono in famiglia e mangiano e si vestono e tutto. Prego. Sì, confermo Mirella, anche loro sono piccoli consumatori, quindi piccoli e giovani consumatori, quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto di coinvolgere sempre le scuole, gli insegnanti, le famiglie, in tutte le attività che fanno le associazioni, non solo naturalmente la lodevole Associazione degli Alpini, che anche lei, come tu hai detto prima, va sostanzialmente anche a tappare delle situazioni non buone che vengono lasciate aperte dallo Stato, perché qualsiasi tipo di problematica noi abbiamo sul territorio, anche con le alluvioni recenti, in prima fila noi troviamo sempre le associazioni degli alpini, che io vado sempre a ringraziare in tutti i canali social che ho. Quindi noi, da un punto di vista di più, diciamo, di diritto, più di tutela del diritto del consumatore, ma sempre andiamo a tappare delle situazioni o comunque a risolvere delle situazioni, a mettere giustamente, come hai detto tu, delle toppe in qualcosa che non va. Racconto a lei e anche ai suoi ospiti, Mirella, un'esperienza che abbiamo avuto recentemente, grazie alla sensibilità, perché anche lì ci vuole la sensibilità per far vedere noi cosa facciamo. Allora, facciamo un ecotour. Abbiamo organizzato tra associazioni consumatori nazionali un ecotour, cioè un biobus, un bus che va ad alghe marine, oli combusti, sicuramente non a petrolio, un ecotour che tocca 40 città. Siamo riusciti a ottenere l'accoglienza da parte di un comune della provincia di Venezia, il comune Escorzè, che grazie anche a questa sensibilità del comune, dei dirigenti del comune, abbiamo chiesto: ma è possibile coinvolgere le scuole per far capire sia noi che organizziamo questi eventi, sia questa particolare sensibilità verso la natura, verso il riciclo delle plastiche, l'attenzione a mettere le plastichine nella loro, a conferire la plastica nel loro spazio. E così abbiamo avuto la possibilità di organizzare questo, che poi è andato benissimo, un bellissimo evento con la scuola che mi permetto di citare, Mirella, perché è un esempio, vorrei che fosse un esempio anche per altre scuole e per altri insegnanti. La scuola Ippolito Nievo di Scorzè, che ha portato le 9 classi, circa 220 tra bambini e ragazzi, a vedere cosa noi facevamo in questo ecotour. Quindi gli abbiamo anche non solo spiegato come noi associazioni consumatori gli mettiamo anche a parte di cosa fanno le associazioni consumatori, ma in cambio del loro gesto di servizio, quindi hanno portato ciascuno in maniera molto ordinata, molto allegra, la loro bottiglina di plastica vuota. Poi c'è stato un ragazzo che ha portato addirittura un cesto pieno di bottiglie, che lo ricordo e voglio mandargli un saluto, e con questo conferimento in cambio l'associazione Casa del Consumatore ha regalato alla scuola una quercia di 3 metri. Bello. Che poi successivamente, penso già abbiano fatto, visto che le scuole sono chiuse, hanno piantumato insieme ai bambini e ai ragazzi. Quindi confermo assolutamente quello che ha detto Mirella
e anche il suo graditissimo ospite che saluto, Daniele Cenedese, naturalmente rappresentante dei nostri grandi alpini, che bisogna coinvolgerli, bisogna veramente andarli a prendere. Non e lo facciamo, Elena, ci diamo del tu, perché vedo che Elena fa fatica a darmi di lei come io non faccio, perché ci diamo del tu, Elena, perché tanto ci conoscono anche a casa. Grazie, Mirella. Sa che veramente abbiamo molto feeling, nel senso che combattiamo per gli stessi obiettivi, ecco, di fare chiarezza e trasparenza su quello che è un bene pubblico, che è il bene della comunità soprattutto. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio, ti ho fatto aspettare, dai, porta pazienza. No, non preoccuparti. Grazie. Saluto la signora Bertorello e anche l'alpino cenevese. E dico viva gli alpini, perché sono veramente una forza per tutti noi, per questa società. Dunque, Mirella, mi riferisco al fatto che hai citato prima della truffa che è stata sventata dal tabaccaio. E il tabaccaio dopo ha telefonato a questo numero fasullo e è riuscito a mettersi in contatto con questi truffatori, e loro l'hanno minacciato dicendo che stia attento quando chiude la persiana, perché potrebbe succedergli qualcosa di grave. Allora siamo andati dai carabinieri, che erano a 200 metri da noi, e lui ha fatto una denuncia, cioè i carabinieri poi hanno detto sempre una denuncia che poi non porterà a niente. Comunque intanto noi la facciamo, bravi. E mi commentava il carabiniere che ha steso il verbale, che per esempio negli Stati Uniti, e se lo dicono loro è da credere, negli Stati Uniti sono molto più severi contro questo tipo di truffe, quando riescono a prendere questi truffatori. Sarebbe ora che anche da noi ci fosse più severità quando riescono a mettere le mani su questi truffatori, e questo sarebbe un buon segnale, qualcosa, diciamo, ma è meglio di no, se non mi mettono in prigione noi. io vado sicuramente in prigione. Allora, meglio che non aggiunga quello che penso, perché sennò veramente che c'è un perché non vengono fatti questi controlli e non vengono severamente puniti questi truffatori. C'è un perché, provate a pensarci sopra, perché io posso dire e dico tanto, però capite bene che veramente sono momenti drammatici per certe persone che si vedono portare via tutti i risparmi, si vedono portare via tutti i soldi, entrano nelle case dappertutto e non c'è personale e non abbiamo le forze. Noi cenedese vediamo come succede in Puglia, 3.000 euro a notte su quel resort, tanto per capire, bellissimo, perché per carità tutto nuovo, tutto bello, tutto, però vediamo poliziotti dappertutto, servizi dell'ordine dappertutto, quando abbiamo bisogno noi non ne uno neanche, stava in cerca con l'ago e fio d'accusa, non ce ne sono mai per noi. Per gli altri, per non parlare delle scorte, che non sa neanche chi sei, Timoi per l'Italia non mi conosce neanche i poeti, ma non importa, funziona così. Ma quando mai ci sveglieremo, Cenedese? Io a volte rimango basito quando vedo il servizio su Canale 5, striscia la notizia di questi attenti ai ladri, ai borseggiatori. Sono stato anch'io in metropolitana a Milano, ma i poliziotti sono lì, vedono che non fanno niente. Ma perché non fanno niente? Perché anche se lo fanno rischiano di prenderle, non sono tutelati, quindi c'è un meccanismo che non funziona, secondo me non funziona più. È il sistema. È il sistema, il nostro sistema è marcio. Abbiamo Sebastiano D'Abano. Sebastiano, hai visto in Sicilia? Gli acquedotti sono a terra, ma si farà il ponte di Messina. Lo so, pensano, ma signora Mirella, il ponte non lo faranno mai. Ci sono troppi interessi, perché per fare il ponte loro ci devono mettere, purtroppo, d'accordo sia con l''ndrangheta e sia con la mafia, se vogliono fare il ponte. Purtroppo quella è la realtà. Noi qua in Italia siamo governati purtroppo da gente che non ha capito che la mafia ormai è più forte dello Stato, cioè, non ci rendono questa gente conto. Io dico anche sulla sicurezza del signore che ha lei ospite dell'Alpino,
diceva appunto delle bosseggiatrici. Noi vediamo qua a Venezia ci sono pure, a Venezia ci sono tutta questa gente che arriva e ruba tranquillamente, nessuno gli fa niente, ma non perché purtroppo i poliziotti non hanno voglia di fare niente, ma purtroppo i poliziotti e le forze dell'ordine hanno le mani legate, perché che cosa gli possono fare? Gli portano all'ufficio, gli fanno la denuncia e vanno fuori. Purtroppo non c'è la galera, cioè purtroppo per questa gente non c'è la galera e io saprei cosa fare, però non lo dico perché non voglio rischiare una denuncia, ma saprei Siamo in due stamattina, Sebastiano. Esatto. Quello che dico io, le nostre forze dell'ordine sono le meraviglie che abbiamo noi, però purtroppo hanno le mani legate. Però ora io dico, per entrare a Venezia un normale cittadino deve pagare l'ingresso. Questa gente come mai paga anche l'ingresso per andare a Venezia? No, non è vero questo, non dite cose sbagliate, non è vero che il cittadino deve pagare l'ingresso, se sei veneto no, se sei turista no, perché lo paghi già, dobbiamo dire le cose. Grazie Sebastiano, sei stato chiaro. Sentiamo come commenta Elena Bertorelli, perché bisogna anche spiegare le cose giuste, non è vero che noi dobbiamo identificarci, quello sì, con l'app, ma non pagare. Sì, ecco. Esatto. Elena. Beh, innanzitutto sì, sono d'accordo con il signor Sebastiano che ha appena chiamato. Effettivamente, oltre alla carenza di organico che hai giustamente citato, Mirella, c'è anche un problema che se fanno qualcosa che non va, nel senso fanno il loro lavoro, cioè se i carabinieri arrestano un truffatore magari colto in flagranza, devono stare molto attenti anche solo per prendere un braccio che non rimanga un'impronta loro, cioè magari per aver stretto troppo il braccio, perché altrimenti si trovano nei guai e gli avvocati devono prenderseli loro, non vengono forniti dal sistema. Quindi c'è proprio, come diceva anche il tuo gradito ospite Daniele, c'è proprio un problema a livello di sistema. Poi per quanto riguarda invece Venezia, noi dobbiamo essere identificati, però che paga questa, diciamo, questo contributo alla città per mantenere questa delicata filigrana di merletti che è Venezia, sono soltanto le persone estranee non venete, diciamo così, straniere non venete, che vengono in giornata e che non sostano, che magari non si fermano presso gli hotel che ci sono a Venezia, perché in quel caso pagano semplicemente la tassa di soggiorno come noi tutti paghiamo quando andiamo in qualsiasi posto e così. Quindi non è esattamente che i veneti paghino il contributo per andare a Venezia, non lo pagano, possono essere fermati, anzi vengono per dimostrare che sono veneti. Molto chiaro, allora andiamo in pubblicità. Allora, sentiamo anche cosa ci racconta il nostro Daniele Cenedese su quello che abbiamo anche detto, cioè il coinvolgimento dei giovani, dei ragazzi, delle scuole, però purtroppo, lo dico io Cenedese, non so se è d'accordo, che però ti scontri con i dirigenti. E cioè, io non devo essere fortunata ad avere quel dirigente sensibile verso l'ambiente o verso la sicurezza. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, informarmi, sapere. E anche voi avete dei problemi delle volte proprio perché mettono davanti la burocrazia e là si blocca tutto. Prego Cenedese. Allora, quando si fanno manifestazioni qui comunali, giustamente andiamo sulle scuole perché interessiamo sempre i giovani e troviamo delle risposte che non sono sempre favorevoli. Li troviamo più verso i bambini piccoli, quelli degli asili comunali, quelli lì, le paritarie e tutte quelle cose lì, che sono sempre disponibili a accompagnare questi bambini a queste manifestazioni. Quando andiamo a un livello leggermente più alto, andiamo alle medie per esempio, troviamo per esempio quello che dovrebbe comandare il preside tutto felice,
però si scontra, trova la maggioranza degli insegnanti che non e là accettano. abbiamo il problema delle baby gang. Avete visto cosa sono riusciti a fare a Venezia? Brava. Avete visto che hanno incendiato, hanno distrutto una fabbrica, una delle più antiche fabbriche di legno. Avete visto cosa hanno fatto? Questa mamma disperata con questo ragazzo. Mamma, io mi domando veramente se riusciamo a capire veramente che è là che dobbiamo intervenire con questi ragazzini, che poi non sono tantissimi, eppure sembra che siano non è vero che sono tantissimi. Abbiamo Piero da Treviso. Ciao Piero. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di bollette. Sì. Dunque, sono perito elettrotecnico in pensione e sto controllando bollette gratuitamente della gente qua delle bollette. Non riesco a trovarne una di giusta. Ecco, al di là di tutto io telefono al gestore e qualche volta mi rispondono sistemeremo eccetera. Vedo per esempio certi contributo mensile sui costi, altri costi di materia di energia. Contributo mensile, perché cos'è questo contributo mensile? Ha detto le faremo un fax, le faremo una mail, le faremo qualcosa? Non ho mai avuto niente. E il contributo mensile sono 6 euro su una bolletta di un signore qua. Altri oneri in materia di energia, 26,92 euro al bimestre. E cosa sono? Non sappiamo, mi dispiace, il dirigente non c'è, eccetera. Allora, io l'altra mattina, questa è dopo le variazioni contrattuali che diceva il presidente Bertorelli, dicono il nostro è un contratto con possibilità, come i contratti delle banche, di variazione unilaterale. Vabbè, il contratto di solito è vincolante tra i contraenti e va bene anche questa. Però l'altro giorno c'era il signor Tabarelli di Nomina Energia, eccetera, che diceva che è possibile per tutti, non per le fasce protette, eccetera, per tutti passare nel mercato di maggior tutela, tornare nel mercato di maggior tutela, se questo viene fatto entro il 30 giugno. Per poi successivamente, se uno non ha i requisiti per restare nel mercato di maggior tutela, andare fuori nel mercato di tutele graduali. Però abbiamo la certezza di avere un certo controllo sui prezzi. Molto chiaro, hai fatto bene Piero. Se vuoi poi ti giro il numero della Presidente dei Consumatori Veneto, Elena Bertorelli, così vi scambiate, sarebbe molto utile a mio avviso, visto che tu fai riferimento anche a diverse famiglie. Prego Elena. Grazie Mirella. Beh, innanzitutto complimenti a Pietro dove abita, che subito noi abbiamo bisogno di persone così preparate, perché ha detto tutte cose estremamente corrette. Allora, colgo questa opportunità Mirella per dire questo. Il 1° luglio ci sarà il passaggio dal mercato libero, dal mercato di maggior tutela al mercato libero. Cosa vuol dire? Vuol dire che le associazioni hanno cercato di mantenere questo mercato, per così dire, tutelato, ma tutelato veramente, e hanno lottato per ottenere la proroga. Siamo riusciti a ottenerlo per 4 anni, 4 volte vuol dire per 4 anni. Quest'anno non ci siamo riusciti, nel senso che hanno detto no, basta mercato di maggior tutela, mettiamo il mercato libero. E mi riallaccio anche a una domanda che avevamo fatto prima, la differenza tra la vecchia Enel, la nuova Enel Energia SpA. Quindi cerco di essere abbastanza chiara in questo argomento che mi coglie, che è molto importante. Innanzitutto, è vero che si può rientrare nel mercato di maggior tutela entro il 30 giugno, siamo molto a ridosso con le tempistiche, la vedo facile per chi ha l'accesso, per esempio i giovani, nel portale online e quindi può effettuarlo praticamente in tempo reale. Ma la vedo estremamente complessa per chi seguiamo noi e penso per molti telespettatori di Mirella che stanno seguendo da casa. Quindi non creiamoci angosce, perché dal 1° luglio è vero che ci sarà il mercato libero,
e quindi andremo in una giungla. Prima mi riallaccio anche a questo verdeggiante, questa natura verdeggiante che abbiamo visto all'inizio della trasmissione, bellissima quella in cui invece noi andiamo adesso, andremo a breve, è una giungla. Però ricordo che la normativa vigente prevede alcune categorie di soggetti vulnerabili che hanno diritto di mantenere quelle che sono le tutele del mercato precedente, cioè del mercato di maggior tutela. Quali sono queste categorie? Innanzitutto penso sia fondamentale citare chi ha più di 75 anni, cioè chi ha 75 anni o più ha il diritto di mantenere proprio le tariffe calmierate del mercato tutelato, oppure chi ha il riconoscimento della legge 104 articolo 3, quindi le persone invalide o grandemente invalide, se c'è anche il terzo comma. Chi per esempio ha a casa un ventilatore meccanico oppure deve fare la dialisi a casa, quindi questi apparecchi medicali che servono per curarsi, che sono grandi consumatori di energia, anche costoro hanno diritto ad avere le tutele fondamentali e legali, che sono quelle controllate da ARERA. Quindi sì, è vero che andremo verso una giungla, lo confermo, perché ci sono, Mirella, più di 700 fornitori di luce e gas e sicuramente non tutti sono nati da Elena Bertorelli, per spiegare anche bene alle persone a casa che, come dice giustamente Elena, non tutte sono all'altezza di gestire queste cose, ecco, se uno supera i 75 anni e ha la bolletta Enel Energia Spa che supera quello che ha detto lei, le cifre che aveva prima, cosa deve fare? Può mandare un modulo, e su questo chiedo cortesemente di non recarsi direttamente agli uffici Enel Energia, perché gli uffici Enel Energia sono uffici dell'ente, cioè dell'ente privato. Magari vada in un'associazione consumatori o semplicemente chieda al nipote o al figlio di guardare in internet per il modulo di accettazione delle maggiori tutele per caso fragile. Aspetta che scrivo, Elena, perché è importante quello che sta dicendo. Sì. Accettazione, modulo, sì. Categorie deboli. Perfetto. Questo serve anche per me, per il Banco Solidale che avrò mercoledì, esatto. E perciò tutti hanno diritto, quindi che sia nell'Energia Spa, che sia Eni, Edison, A2A, adesso ecco, tutti quelli privati, in qualsiasi fornitore il consumatore si trovi, ha diritto, se ha queste categorie, che magari Mirella più tardi ti mando una mail in cui sono semplicemente indicate, di modo che grazie anche alla tua possibilità di divulgazione al Banco Solidale potrai far conoscere ancora di più. Chiunque, in qualsiasi ente noi siamo privato, se noi rientriamo in queste categorie, noi abbiamo diritto a mantenere le tariffe calmierate del mercato di maggior tutela. Se non veniva Elena Bertorelli, presidente Casa del Consumatore Veneto, io sono sicura che il 90,9% queste cose non le sapeva, perché o non si forma o non si dicono, si parla solo di guerra, di Puglia, di resort, ma di queste cose che interessano le tasche degli italiani, quelli più deboli, quelli più fragili, queste cose non vengono dette. E dopo la risposta è: ma puoi informarti? Certo, sei tu però che ti pago che dovresti informarmi e dirmi queste cose. Questa è la verità. Daniele Cenedese, come commenta? Commento che ha detto veramente cose belle, ma non le sapevo neanch'io queste qua. Perché io dico i giovani sì, sono bravi, ma gli anziani che non vanno a smanettare su internet, su queste cose qua. Quindi non è facile. Questo sarebbe una cosa che riguarda i servizi sociali, a mio avviso, Elena Bertorelli. Ecco, questi servizi sociali che non riusciamo a capire
dov'è la testa e dov'è la coda, dove finisce una e dove inizia l'altra. Detto questo, però, quella che veramente rammarica, e qua chiedo anche al nostro Daniele Cenedese, è che questa popolazione sta diventando diversamente giovane nell'indifferenza totale. Sì. Anzi, continuano veramente a aumentare questa burocrazia, ecco, questi nuovi sistemi anche con questi questi attrezzi di ultima generazione che non li sanno adoperare, e ancora spingono su questo, perché così nel marasma generale c'è il furbo che ci guadagna. Esatto. Questa è la verità. Prego, Cenedese. No, hai detto giusto, perché giustamente posso dirti per mia esperienza, anche quando superi i 70 anni che vai in posta deve pagare un bollettino, se tu non gli dici quanti anni hai, paghi la tassa normale, invece c'è una riduzione di €1, €1,20, ma non te lo dicono loro, perché se non lo sai cosa fai? Perché io andando in posta, la signorina lì, amici, ti fa, ma io penso dove ci sono grandi ceti che non si conoscono, continuano a pagare i €2,20 per un bollettino, mentre poteva pagare €1, però l'informazione non c'è. Non c'è. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è importante, poi ritorniamo, perché se non ce la faccio, qualità, vita e inflazione. Andiamo a sentire. Come i territori rispondono alle esigenze specifiche dei 3 target generazionali più fragili e insieme strategici, bambini, giovani e anziani, ma anche i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Tutto questo è entrato nella classifica sulla qualità di vita per le 3 fasce di popolazione giunta alla 4ª edizione. Partendo dai più piccoli, i parametri presi in considerazione sono stati tra gli altri gli spazi abitativi, pediatri, edifici scolastici con palestra, giardini e verde attrezzato, delitti denunciati nei confronti dei minori. A guidare la graduatoria Sondrio con un punteggio di 526,2. Treviso si colloca alla 34esima posizione con 422 punti. Va peggio guardando la classifica dei giovani guidata da Gorizia con 587 punti, 437 quelli ottenuti da Treviso. In questo caso sono stati analizzati i numeri di residenti, il tasso di matrimoni, laureati, l'imprenditorialità e disoccupazione giovanile, il numero di bar e discoteche, concerti e aree sportive. Va decisamente meglio il piazzamento di Treviso per quanto riguarda gli anziani con un punteggio di 568, posizionandosi al 5º posto, 632 i punti di Trento in testa alla classifica. Speranza di vita a 65 anni, consumo di farmaci per malattie croniche, posti letto nelle RSA, geriatri, orti urbani, biblioteche, i parametri presi in considerazione. Gli anziani trevigiani sono in una buona condizione, abbiamo la provincia più longeva, tra le più longeve d'Italia, con un'aspettativa di vita di 84,1 anni, che è maggiore rispetto a quella nazionale, e Treviso è una provincia molto accogliente per quanto riguarda gli anziani, è una città a misura di anziano con tanti servizi che sono a disposizione degli anziani. E in queste ore c'è un'altra classifica che fotografa la società di oggi ed è quella che ha stilato l'Unione Nazionale Consumatori analizzando i dati territoriali dell'Istat dell'inflazione di aprile. Al primo posto Venezia, nella top 10 anche Padova. Treviso si colloca in 12ª posizione con un rincaro annuo per famiglia media di €360. Aumenta il costo dell'olio, di frutta e verdura, ma anche dei servizi, dai fast food agli abbonamenti per i mezzi pubblici. Allora, sentiamo la Presidente Elena Bertorelli come commenta questo servizio. Prego Elena. È la fotografia di quello che stiamo vivendo. Cioè nessuno sembra accorgersi che la popolazione sta invecchiando, tutti noi stiamo invecchiando e i servizi non sono sostanzialmente adeguati alla popolazione che sta invecchiando. Come giustamente ha detto il tuo gradito ospite Daniele, non è colpa delle persone che non riescono a, per esempio, sapere che se hai 70 anni hai €1 in meno del bollettino, se compili un semplice modulo correttamente puoi risparmiare anche €200 al mese. Non è colpa delle persone fragili, anziane o molto adulte, è che non c'è un'adeguata formazione, informazione, e ai telegiornali si parla molto
ma non c'è mai una sufficiente informazione che riguardi i diritti degli anziani, in cui io metto anche il diritto di essere informati dei loro diritti, perché sembra che degli anziani a nessuno interessi. Io ho questa opinione. Tengo a ribadire, è vero benissimo che nella provincia di Treviso ci sia il record di longevità a 84,1, sono contenta, però e sono contenta che siano naturalmente in autonomia. Oltre all'autonomia fisica, che è primaria, lo ribadisco, la salute è sempre primaria, però deve esserci una serie di... Bisogna creare una rete, tanto che chiedo a Daniele, che rappresenta qui la lodevole Arma degli Alpini, contattate anche noi per fare delle serate. Già dato i numeri, Elena, già dato tutto, numero, mail, tutto già fatto. Perché lo facciamo dico anche a Piero, Piero ti arriverà il numero di Elena e la mail, perché è importante, di Casa del Consumatore Veneto. Grazie. Sì, perché facciamo serate gratuite, quindi veniamo noi vengo io direttamente, vengono i miei collaboratori e quando escono le persone, perché stiamo veramente facendo molta attività proprio su le persone che hanno più di 65 anni, vanno fuori contente perché sono state informate sui loro diritti. Bravissima. Che le persone qui al TG, ma anche ai salotti, che io guardo anche qualche volta qualche salotto del pomeriggio televisivo, sembra che gli over 65 non esistono, e invece esistono e hanno anche molti diritti. Questo è il punto, che non vengono fatti sufficientemente conoscere i loro diritti a queste persone. Molto chiara, grazie a Elena Bertorelli. Grazie sicuramente a te, Daniele Cenedese si metterà in contatto con Elena Bertorelli, spero anche grazie, Piero, Daniele. che poi gireremo i numeri della Casa del Consumatore, perché sono queste le notizie che interessano, ecco, questa informazione che serve a queste famiglie. Allora andiamo a vedere, andiamo a Bibbione, le voci degli alpini, andiamo a sentire, poi commentiamo con Daniele Cenedese, poi salutiamo gli ospiti, andiamo a sentire. Gli alpini a quota zero a Bibbione scaldano il cuore dei veneti. Dalle montagne al mare il racconto di un viaggio, quello delle penne nere del Triveneto, che sul territorio continuano ad operare anche oggi nel nome dei valori di unità, solidarietà e altruismo. Da piazzale Zenit le voci delle tante penne nere incontrate in arrivo dalla Marca. L'importante è essere alpino? Sì, con 2 figli alpini. Bene, grazie. I valori alpini se li ha portati? Sempre. Gli alpini sono un po' come i templari, sono votati, è una fede. Sì, sempre, comunque, perché tanto, abbiamo fatto la prima sfilata a Firenze nel 75, capogruppo 79, tra il più giovane capogruppo della sezione, 79. Campo Croce. Campo Croce di Mogliano Veneto, Fulare nato, 7° alpini Tai di Cadore. Resana, sì, Torre Silvano, gruppo di alpini di Resana. Quando doveva afferrarli, cosa diceva ai muli? Niente, eravamo lì, li prendevi la gamba pian piano, lo accarezzavi, la carezza e basta. Insomma, lei ha imparato il saper fare anche con gli uomini lavorando con i muli. Bravo, sì, è proprio vero. Alpino? Alpino, 11° alpini d'arresto, 269. Chi vuole salutare a casa? Tutta quanta la famiglia, tutti quanti conoscenti. Campocroce, Ponte di Piave, Zero Branco, Istrana, tutti i comuni trevigiani. Prima la festa, poi lo sfilamento. Un pensiero anche per le donne a fianco degli alpini. Queste sono le poste che venivano portate al fronte e le lettere dalle famiglie. Da quanti anni è che lei porta avanti questo ricordo? Da tanti anni, che io mi ricordo ero ancora una bambina. Sono valori questi che rappresentiamo che sono molto importanti anche per il futuro dei giovani. Alpini che durante la Grande Guerra sono stati anche carabinieri, acclamati dalla folla e salutati dai tanti fratelli che con la loro presenza oggi hanno voluto onorarli. Siamo stati orgogliosi, noi siamo qui di San Michele, siamo entusiasti di vedere tanti alpini, tanti fratelli alpini. Questo ci fa onore anche a noi bersaglieri. Nella storia d'Italia ci sono i nostri irredenti, ci sono i nostri Giuliano Dalmati.
Il nostro Lucius Zanato è a casa dappertutto, ma qui Alpini non è proprio storia, è il nostro Lucius qui Alpini, una roba unica veramente, è proprio casa sua. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ascolta Mirella, buongiorno. Mi è arrivato un messaggio con su scritto Netflix. Stiamo pagando 1.230 euro in corso, io non l'ho aperto, poi abbiamo guardato il numero del cellulare e veniva dalla Francia, non poteva prendermi i soldi, però non so a cosa andavo incontro, forse anche avrà sbagliato il numero, magari ha fatto il mio numero, ma dalla Francia per Netflix. Bisogna stare molto attenti. Brava Giusy, intanto non aprire messaggi che non conoscete, bravissima Giusy. Bravissima Giusy. Sentiamo subito Elena perché bisogna dare una risposta a Giusy. Prego Elena. Sì, cara Giusy, non è che abbiano sbagliato numero, questo mi dà naturalmente la cifra della buona fede in cui sempre tutti sono i veneti. Non è che abbiano sbagliato numero, quello era un SMS che ha cercato di rubarle dei dati, cioè se lei cliccava sul link all'interno dell'SMS le venivano rubati i dati, minimo se non altro. Quindi mai cliccare su link sconosciuti di SMS. Ricordo che nell'agenzia delle entrate nessuno fornisce informazioni attraverso SMS, vi chiamano in sede. Cioè, spieghiamo bene Elena, cioè, potete vedere il messaggio ma non cliccate nel link, avete capito? Sono due cose diverse, perché qualcuno magari apre e prende paura, no, non è che aprite e vi prendono i dati, non dovete cliccare il link che vi mandano, perciò se non rispondete forse è meglio di tutto, però state attenti. Allora Daniele, come abbiamo visto queste voci degli alpini, abbiamo visto il nostro Lucio Zanato, abbiamo sentito proprio l'allegria, la voglia di stare assieme, soprattutto queste adunate servono anche per voi, per ritrovarvi diciamo, e soprattutto far felice anche questi turisti, questi ospiti dove voi andate. Prego. Discutevamo prima che c'è sempre questa tanta gente quando sono adunate di alpini, perché? Perché la gente può uscire, non si sente, io dico, in pericolo, oppure deve avere anche gli occhi dietro, stare attenti, mi prendono questo, mi prendono quello, si sentono sicuri, perché gli alpini si controllano uno per uno, insomma, e se c'è qualcuno, tutti corrono a vedere cosa è successo per sedare il tutto. Come dicevo prima, c'è proprio un ordine di pulizia di questo e anche di controllo, e quando la gente si sente sicura esce e ti fa gli applausi. Avete capito? Abbiamo Luigi da Padova. Luigi? Ecco. Luigi, fermati un attimo. Ho un numero di telefono, sei da stamattina che provo a chiamarti, che non ti rispondi, perciò permette che ha dato il numero sbagliato. Daghe un'altra volta, no adesso, dopo daghe il numero giusto al regista, dice due volte, ricontrolliamo perché sennò non riesco a mettermi in contatto con te. Ho il numero sbagliato, non so cosa che sia successo, ma ho il numero sbagliato. Vai Luigi. Ecco, io adesso siamo sempre lì. Io ho 90 anni, la moglie ne ha 82, adesso mi hanno tolto pure la patente, no, qua gli alpini marciano, però io non vedo uno che mi suona il campanello se devo pagare le bollette, perché io non ho bisogno di soldi, ho bisogno solo di essere un po' accompagnato. No, nessuno, sono dimenticato da tutti. Ecco. Allora Luigi ti ho promesso, però purtroppo hai dato il numero sbagliato, per fortuna adesso mi dicono dalla regia che hai dato un altro numero, un numero fisso per mettermi in contatto con te. Io non voglio niente. Ho capito di cosa hai bisogno, ho capito Luigi, ho capito, farò il possibile per cercare di darti una mano perché è un'indecenza questa. Vai Luigi. Ecco, perché il medico non c'è più. Il medico, una volta c'era il medico di famiglia, adesso non c'è più. No, siamo qua, in Badia. Ecco.
Vai tranquillo Luigi, purtroppo è successo questo che nella confusione si vede. Ecco, questo per dimostrarvi quanto difficile è anche per loro mettersi in contatto, poi vanno magari a fare un po' di confusione, i numeri non riescono giusti. Per fortuna che ha richiamato Luigi, perché io l'avrei anche detto che purtroppo anche stamattina avevo provato, ma mi dava sempre occupato, e con il regista abbiamo detto sicuramente sarà un numero sbagliato, se è un numero in più, un numero in meno, un numero sbagliato, poi non riusciamo. Un anziano non riesce proprio non si riesce, a e lo dico tante volte perché ogni volta c'è, no sempre, qualche volta i numeri non corrispondono. Allora Elena Bertorelli, come ci saluti? Cosa vuoi dire, l'ultimo appello che vuoi fare? Allora vi saluto con il modulo. Sapete che io sono concreta, questo è il modulo per rientrare. Allora Elena, mandamelo così poi lo faccio vedere anche durante altre mattinate di Sveglia Veneto. Io chiedo che mi per WhatsApp dopo. Prego, prego Elena. Allora questo è il modulo per poter mantenere le tariffe nella versione di maggiori tutele, quindi a meno prezzo. Cosa vuol dire? Risparmiare nella luce e nel gas. Quindi se noi siamo all'interno di queste categorie protette, quindi abbiamo 75 più anni, oppure siamo invalidi con la legge 104, oppure abbiamo a casa degli apparecchi medicali importanti che consumano molto energia, abbiamo questi diritti. Poi ci sono altri casi che però non riscontrano. Ma questo modulo dove va spedito, Elena? Questo modulo intanto va trovato nel sito di Arera, mi raccomando non andate nei venditori Enel Energia, Eni, Edison, andate nel sito di Arera, che è l'ente che vigila tutti i fornitori. Questo modulo va inviato al vostro fornitore di luce e gas, anche se è mercato libero. Perfetto. Perché questo ente di luce, gas, mercato libero, quindi anche nell'energia SPA, per esempio, Eni, Edison, A2A, questo avrà l'obbligo di erogare luce e gas al valore calmierato, cioè protetto, del mercato tutelato. E le bollette precedenti pagate che hanno un costo molto più alto, come verranno rimborsate o persi? No, quelle possono essere, noi seguiamo molti di questi casi, possono essere recuperati grazie alle conciliazioni paritetiche, quindi non è un processo, Mirella, è una conciliazione paritetica che noi facciamo direttamente con l'avvocato dell'azienda. In questo può essere Enel Energia, Eni, A2A, Edison, Dolomiti, eccetera. Perciò avete capito l'importanza di iscrivervi a questi comitati, a questi importanti casi del consumatore dove volete, ma informatevi, iscrivetevi, perché fanno i vostri interessi, guardate che fanno i vostri interessi, svegliatevi, svegliatevi, oltre a chiamare Sveglia Veneti, informatevi, chiamate questi numeri, adesso anch'io al mattino dirò perché è importante quello che ha detto Elena Bertorelli, in tanti non lo sapevo, ho preso Daniele Cenedese che di sicuro non è l'ultimo della classe, anzi, però queste informazioni non ci sono. Perciò grazie a Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Daniele Cenedese, come ci saluti? Io vi saluto da Alpino. Col capello in testa, e ora? Esatto, vedi, perché gli alpini hanno questo Eccolo capello. qua. Quando vai via con questo, chissà perché tutti quanti ti salutano, ti vogliono bene. E si sentono sicuri. E si sentono soprattutto sicuri. Grazie, grazie anche a Daniele Cenedese Alpino di essere stato con noi, grazie ancora a Elena Bertorelli, veramente grazie Presidente per quello che ha detto e come ci ha informato. Pubblicità. Vedo. Io studentessa con la sindrome di Asperger vi racconto come ho vinto le mie angosce. Elena Destro, laureata in scenografia, ha presentato questo libro scritto a 4 mani con Michele Guidi. Grazie Elena di essere, grazie. Sì Elena, anche tu di essere come Elena Bertorelli e Elena Destro, di essere qui con Mirella, soprattutto per spiegare quanto importante è capire che voi ce la state mettendo tutta per conoscervi anche, per andare nel vostro profondo, per capire bene chi siete, cosa avete, cosa volete fare e perché soprattutto
capire quanta possibilità avete con le persone adatte che ci sono a trovare la soluzione. Questo è importante. Allora vediamo se abbiamo anche collegati i nostri tre, ancora no. Allora partiamo subito con Elena a destra. Eccola qua Elena, guardate che bella che è Elena, è emozionata Elena, ma non importa, perché un po' alla volta si scioglierà come neve al sole, perché ormai è una primavera con un bel sole anche stamattina finalmente. Allora cosa è successo Elena? Allora quando ti sei accorta che avevi questo problema, che c'era qualcosa che non andava? Mi sono accorta perché frequentando comunque l'Accademia di Belle Arti a Verona devo prendere il treno e sentivo che il viaggio in treno non me lo vivevo tanto bene, quindi ho voluto capire il perché. Cosa sentivi Elena? E sentivo che mi dava fastidio e quindi perdevo tanta energia, arrivavo a scuola già full. E questo non era, arrivavo all'inizio della giornata senza energie, non era favorevole, quindi volevo capire il perché. Quindi sono andata dallo psicologo Michele e assieme abbiamo capito che comunque rientrava nel sindrome di Asperger, una ipersensibilità. Era per quello che avevo fastidio durante il tragitto, mi dava fastidio proprio il rumore del treno, ecco. Questi suoni, sì. i suoni. Ascolta Elena, e dopodiché cosa è successo? Allora, cosa hai iniziato a fare? Ho iniziato a adattare delle strategie. Per esempio, per il treno metto delle cuffie così non sento rumore ed è tranquillo. È solo il rumore del treno o ci sono dei particolari suoni che infastidiscono la tua ipersensibilità, che la stimolano? In realtà riguarda tutti i sensi. Ok. Dalla vista, da tante luci accese. Tipo oggi qui, insomma. Tipo un po' così oggi. O anche al gusto, sono molto selettiva anche con i cibi. Ecco. Cioè devi seguire un certo percorso, diciamo. Sì. Però in questo percorso sei riuscita a fare anche qualcosa. Cosa ha fatto Elena destro? Un libro. Un libro, guardatelo. Ecco, alzalo che così lo vedono. Che si intitola? Attraverso i miei occhi. Attraverso i miei occhi. Sentite che bel titolo. Eccolo qua. Il nostro bravo regista Andrea Basso l'ha messo io. Soprattutto per far capire anche l'importanza anche dei colori. Perché questo titolo e questi colori, Elena? Beh, i colori sono dello spettro della luce, ho voluto giocare appunto dello spettro della luce, spettro dell'autismo, quindi per quello ho scelto questa copertina qua. Il titolo Attraverso i miei occhi appunto suggerisce questa esperienza di lettura che fa capire come percepisco io il mondo e come questo, secondo me, possa influire positivamente la creatività. Ecco. E cosa racconta questo libro? Ecco, leggi un passaggio, leggici un passaggio di questo libro. Intanto che Elena lo trova, andiamo a vedere invece cosa hanno fatto questi ragazzini. Vorrei sentire anche Elena cosa dice questo ragazzino che si è presentato con la mamma a Venezia chiedendo scusa per le malefatte che aveva fatto. Hanno distrutto questa fabbrica, ragazzini di 13 anni, questa fabbrica storica. Andiamo a sentire. Il ragazzino si è scusato, era molto confuso secondo me, emozionato, e quindi a me è bastato vederlo, ci siamo guardati negli occhi e penso che uno sguardo delle volte vale più di 1000 parole. Per un attimo un sorriso torna sul volto di Mauro Girelli. I danni provocati dal raid vandalico compiuto da 3 tredicenni ammontano ad almeno 100.000 euro e la sua azienda di serramenti in legno a Santa Elena, vicino ai giardini della Biennale, allo stadio in cui il Venezia ha da poco riconquistato la Serie A, è ancora ferma, ma quella visita inaspettata lo ha colpito nel profondo. E nel pomeriggio, tardo pomeriggio, è arrivata una signora accompagnata da un bambino ed era la mamma di uno di questi 3 ragazzi che è venuta a scusarsi ed era molto molto provata ed emozionata, e insomma abbiamo parlato con questo ragazzino e speriamo che la lezione sia servita proprio per farlo crescere. Gli ho detto: usa il tuo cervello, non usare quello degli altri, che è una cosa fondamentale. Mi ha detto anche un'altra frase per quello che riguarda la mamma. Ricordati le lacrime di tua madre, che insomma mi hanno emozionato anche a me.
Ci vorrà però molto tempo per Mauro e i suoi 7 collaboratori perché le conseguenze di quella devastazione diventino un ricordo. Peraltro in un secondo raid i ragazzini hanno anche tentato di appiccare diversi incendi. Di integro negli uffici non è rimasto niente. Oltre al fermo azienda abbiamo le consegne ferme, non possiamo iniziare assolutamente nulla. La prossima settimana saremo chiusi e penso, se saremo bravi, di fare metà della settimana dopo, quindi 2 settimane e mezzo di chiusura. Abbiamo parlato di ipersensibilità, Elena, questi ragazzini che veramente si sono scatenati nel distruggere questa fabbrica. Poi uno, speriamo che arrivino anche gli altri con i genitori, con la sua mamma disperata, veramente provata, ha chiesto scusa. Però io penso che è troppo comodo, chiedo scusa dopo di aver fatto quello che hanno fatto, chissà mi vada anche bene, magari qualcuno può pensare, così ho risolto il problema, invece questi danni, queste gravi azioni che hanno fatto vanno severamente punite, a mio avviso, nella maniera giusta, nel modo giusto, ma vanno severamente puniti. Tu parlavi di ipersensibilità, qui stiamo parlando di ipercrudeltà di ragazzini di 13 anni che, siccome sono annoiati, si inventano di andare a distruggere una fabbrica, raderla al suolo perché non è rimasto più niente. Cosa vuoi dire? Dopo leggiamo anche quello che hai trovato nel libro. Prego Elena, cosa vorresti dire a questi ragazzini? A loro, non ai genitori, a loro, cosa vorresti dire? Oddio, secondo me di trovare un qualcosa che li rende felici, perché secondo me, come la vedo io, questo è dovuto dal tempo libero e una mancata attività che gli soddisfi, no? Quindi trovare una passione e focalizzare le loro energie su quella, magari. E ai genitori, a questa mamma disperata, cosa vuoi dire? È possibile non si siano mai accorti di niente? Cioè, Dr. Jack e Mr. Hyde di questi ragazzini, tu sai di cosa parlo, no? Che è difficile comunque, però i genitori sono sempre i genitori, quindi devono sapere, seguire, controllare un pochino, visto che stiamo parlando di 11, 12, 13 anni. Sì, sono ancora piccolini. La tua famiglia ti ha seguito, Elena? Ti ha, sì, sono anche tipo da fuori. Poi vediamo di farli entrare anche, tanto lì se facciamo sedere non si vede. Ascolta, cosa hai trovato nel libro, Elena, che ci interessa? Proprio per parlare della ipersensibilità, c'è questo passo qua, non so se si vede, con questa parola che suggerisce un rumore, e poi ho scritto: ma che cos'è questo rumore? Voi lo sentite? Ci sono 2 caselle, sì o no? No? Vabbè, allora cercherò di spiegare che cos'è questo rumore che sento bene. Però per continuare bisogna girare la pagina, e qui il lettore è proprio attivo nel libro, quindi gira la pagina, non so se... Diventa protagonista. Protagonista e qua c'è scritto rigirare la pagina, gira anche questa pagina, di nuovo, più veloce, sempre più veloce. E qua faccio capire, proprio girando le pagine velocemente, che si sente questo rumore che prima gli altri forse non sentivano, ma io lo sentivo già prima, proprio per questa ipersensibilità, e quindi faccio accorgere il lettore di come percepisco. Anche la velocità ti aiuta. Sì, proprio per sentire il rumore che prima magari non facevano caso, ma io anche solo con una pagina lo sentivo già prima. Senti Elena, cosa vuol dire riuscire a realizzare un libro? Spiegare le tue emozioni, ecco, intrigare il lettore, cosa vuol dire per te? Perché hai raggiunto l'obiettivo. Intanto hai creato il libro assieme a questo ragazzo Michele Guidi che ti ha aiutato anche in questo percorso. Ecco, cosa vuol dire per una ragazza come te, ecco, che ha questa ipersensibilità, riuscire a fare un libro, a spiegare le proprie emozioni, quello che sente? Per me vuol dire tanto, perché in primis l'idea di questo libro è nata perché non trovavo dei libri che mi aiutavano a comprendere meglio. Passavano da dei fumetti illustrati a dei manuali diagnostici, e quindi percepivo che mancava una via di mezzo. E poi cosa mi fa capire? Che tutti ce la possono fare, perché ho sempre pensato che creare un libro, fare un libro fosse per persone tipo famose, robe, non persone normali. Sono normale, ce l'ho fatta, nel senso, quindi si può,
e faccio conoscere meglio un po', spero. Anche l'autismo? Sì. È vero che è una parola che una volta faceva paura, invece abbiamo capito che se vi lasciamo veramente liberi anche nelle azioni, nelle gesta, a voi basta uno sguardo, un battito di ciglia per capire chi avete di fronte. Il vostro comportamento in generale, parlo, ecco, è dovuto proprio a chi avete di fronte, capite se è positiva o negativa questa persona. Questo vi dà una forza enorme, perché arrivate prima di tanti altri a capire l'emozione che provate nel vedere una persona. Un'altra cosa, Elena, quando andavi a fare queste visite accompagnata dalla tua famiglia, dai tuoi genitori, ecco, quando uscivi che non riuscivi ad avere risposta, cosa provavi? Beh, in realtà è arrivata anche velocemente, quindi è stato un po' il contrario. Mi sono sentita paradossalmente capita, anche se non sapevo di voler avere bisogno di questa cosa qua, nel senso, comunque è una diagnosi e porta a delle soluzioni, per esempio gli auricolari per il treno, quindi è una cosa positiva, nel senso, mi ha portato a quello. Questa è una bella cosa, perché fa capire, che io lo dico sempre, anche invito in trasmissione questi professionisti che dobbiamo capire come hai fatto tu. Io devo capire, però per capire quello che provo e quello che sento devo andare da un professionista, non è che posso fare il fai da te e arrangiarmi da sola. E subito hai ricevuto delle risposte perché hai trovato dei professionisti. Anche perché è difficile, non ho detto, nelle femmine, noi usiamo anche, lo scrivo nel libro, una sorta di mascheramento, quindi cioè, se uno mi vede normalmente dice ok. In realtà è appunto un mascheramento Trova quella pagina di questo mascheramento che hai scritto sulle femmine. Mi piace questa parola che ha usato Elena, queste femmine poco capite, molto maltrattate. Allora, intanto che Elena trova, andiamo a sentire cosa è successo a Giada Zanola. Sembra sia stata stordita. Andiamo a Padova, andiamo a sentire. L'ipotesi che Giada Zanola sia stata stordita prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla 4 a Vigonza dal compagno Andrea Favero è quella che maggiormente convince gli investigatori. Le conferme arriveranno dall'esame tossicologico effettuato durante l'autopsia della 33enne bresciana uccisa la notte del 29 maggio scorso, ma ci sarebbero anche dei riscontri dalle perquisizioni fatte nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile nella casa di Via Prati, dove Giada Zanola viveva con il suo compagno. L'ipotesi dell'assunzione di farmaci era stata presa in considerazione anche dopo la testimonianza di un'amica della 33enne che agli inquirenti, dopo il delitto, ha raccontato che Giada le aveva confessato di avere il timore che Andrea Favero la drogasse. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di Via Prati a Vigonza inoltre inquadrano sempre e solo la macchina della coppia passare e nessuna persona a piedi. Questo non coincide con la prima versione fornita da Favero al momento del fermo, quando ha dichiarato che la compagna era uscita da sola a piedi e lui in un secondo momento l'aveva raggiunta e caricata in auto. In realtà Giada potrebbe essere stata fatta salire in auto viva, ma stordita e dunque incapace di difendersi e reagire. Ieri intanto gli agenti sono nuovamente tornati nell'abitazione posta sotto sequestro per prelevare ulteriori dispositivi elettronici come l'apparecchio per il collegamento wifi, un elemento utile a capire fino a che ora il cellulare di Giada, che ancora non si trova, sia stato agganciato alla cella di casa. Senti, cara Elena Destro, quando senti questi femminicidi, queste donne maltrattate, pugnalate, 75 coltellate, la povera Giulia Cecchettin e tante altre donne, cos'è che provi tu che hai questa ipersensibilità dei suoni, dei rumori? Perché questo è un suono assordante anche se è muto, però è un suono che fa paura. 50 più 50 femminicidi, cosa provi, Elena? Rabbia, forse, quella. Provo che l'empatia nelle persone è sempre più scarsa e quindi rabbia principalmente, secondo me. Tanta rabbia? Rabbia, sì. Allora, vediamo cosa hai scelto di questo libro che si parlava appunto di femmine. Femmine. Infatti qua c'è un'altra mia piccola illustrazione. Aspetta che lo inquadrano, okay. Eccolo qua. E visivamente si può notare quello che ho scritto io e quello che ha scritto Michele, con un po' più le definizioni, e quello che ho scritto io appunto ho messo delle maschere e scrivo: bisogna sapere che per alcune persone arrivare ad una diagnosi è un po' più complicato perché possono usare le strategie di mascheramento. Questo rende più difficile di conoscere le caratteristiche.
E quindi questa sorta di mascheramento però dopo porta a un sovraccarico e quindi... E questo mascheramento serve perché ha paura di far vedere il vero volto, perciò la maschera serve a nascondere quella che è il vero volto, la realtà che si vive quotidianamente. Anche sì. E invece il tuo compagno di viaggio cosa ha scritto? Ha scritto che appunto le donne riescono ad essere molto più efficaci in queste strategie per adeguarsi, per questo arrivano tardi alla diagnosi e molto probabilmente c'è ancora una sottostima di quante siano in proporzione alla popolazione. Quindi per quello anch'io sono arrivata tardi alla diagnosi, proprio perché inconsciamente usavo queste maschere. Cioè non sapevi di metterla, però avevi la maschera. Sì. Era più una vergogna, una paura? Cos'era nel momento che ti rapportavi con le persone che avevi questa maschera? Cos'era? Ti vergognavi, avevi paura di dire quello che sentivi, quello che provavi, quello che veramente poi diventavi? Secondo me forse anche no, perché era una cosa inconsapevole, forse era un... guardare gli altri cosa facevano e copiavo un po' anch'io, imitare un po'. E a scuola come andava la situazione, quando ti raffrontavi con gli insegnanti, con i compagni? Alti e bassi, soprattutto perché durante le lezioni paradossalmente io ascolto di più quando riesco un po' a disegnare e quindi mi concentro meglio su quello che dicono, però ovviamente i professori vedono che disegno e non capiscono in realtà che mi sto soffermando su di loro. Quindi questo è stato un po' difficile. Poi l'hanno capito? In realtà la diagnosi è arrivata all'accademia, quindi magari non so, riuscirò ad andare a portare il mio libro per spiegarglielo. Bravissima, ma guardate che sai che sei proprio brava, Elena. Con semplicità riesci a esprimere delle cose veramente difficili da spiegare e invece tu ci sei riuscita, ci hai fatto spiegare. Forse dovremmo spiegarlo anche nelle scuole, che forse questi ragazzi vanno più ascoltati, perché come ha detto quella ragazza che ho abbracciato in questo istituto scolastico, ha detto ognuno di noi è una persona a sé e ognuno ha da dire molte cose. Sei d'accordo, Elena? Sì. Sì. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro, hai visto che bella ragazza e quanto brava è Elena Destro? Allora, anche mia figlia si chiama Elena, no? Se mi parlo seriamente, cioè, quando che mi sono sentato a vedere la trasmissione pensavo di aver perso quale che era il problema, il nome del problema di cui trattavi con la tua ospite, no? Dopo invece ho pensato che sì, il problema che avevi già detto è che la ospite parlasse del problema che ha altre persone. Poi invece ho capito che la ragazza parla del problema suo e mi chiedo, ma siamo sicuri che non stia facendo apposta? Cioè, mi vedo una ragazza, una gran bella ragazza, che lei è sciolta una roba più di me, cioè mica sono un tipo spaccone spavaldo, sono meno sciolto della ragazza. Grande Vladimiro! No, sto parlando seriamente. Lo so. Mica sono spaccone, che non ho paura di nessuno, sono molto meno sciolto della ragazza. Il mascheramento, tutti quanti che abbiamo mascheramento, cioè, sinceramente mi viene a fare una battuta, no? Che ti ricordo con la tua ospite, la Lombretta, no? Che mica ha fatto la battuta di Lombretta in osteria. Mi qua dubito che Asperger sia un tipo di spritz che fa in Germania. Cioè, veramente fatico a capire che la tua ospite Elena sia una persona che non sia come tutti gli altri, che più o meno uno si maschera, che più o meno che sensibilità e via parlando. Manca solo che si fa un po' di mesh in testa e siamo a posto. Ciao Mirella, ciao, complimenti. Grazie Elena. caro Vladimiro, grazie per queste parole che fanno veramente piacere a Elena, infatti gliel'ho detto, ecco, nella sua semplicità riesce a spiegare delle cose difficilissime che non avremmo capito, come disegna, nel disegno esprime quello che prova, quello che sente ed è fondamentale. Quando tu sei arrivata all'Accademia e finalmente hai questo libro, le prime persone alle quali hai dato il libro e l'hai fatto leggere, chi sono state, Elena? Prime persone in realtà
devono ancora esserci in accademia, perché sono un po', nel senso, timida. No, guarda che Vladimiro ti ha dato il giusto, guarda che invece Vladimiro ti ha dato il giusto, apriti e sarai accolta non bene di Ma più. in realtà l'ho dato, adesso che ci penso, vedi, ecco. alla professoressa mia di indirizzo qua. Perché Daniela forse Rosi. ti fidavi di più? Credo di sì, e lei mi aveva detto e anche mi ha suggerito di portarlo in classe. Portalo Elena, Ecco, sì, è portalo vero. Elena, portalo Sì. perché è bellissimo e anche quello che hai scritto, quello che hai disegnato fa capire molto bene. Chissà quanti ragazzi e ragazze magari apprezzeranno questi ragazzi, ascolta Elena, che sono chiusi a riccio perché non si fidano, perché hanno paura, perché abbiamo portato a questo, noi facendo con le nostre azioni quello che non dovevamo fare, che però nel momento che li apri e che loro si aprono, che si fidano, siete dei fiumi in piena. Ecco, siete dei fiumi che hanno tante cose da dire. Ecco, perché secondo te molti giovani si chiudono a riccio e anche tu hai detto avevo paura di portarlo in classe perché magari chissà come l'avrebbero interpretato, mentre la tua insegnante, che io ringrazio di esistere, ti ha fatto capire che invece è proprio là dove tu ti devi confrontare con questo libro, con loro, con i tuoi coetanei. Prego. Vai. Penso che sì, dovrò farlo questo passaggio. Sì? Sono appunto molto timida e penso anche che le robe che faccio io in realtà sì sono belle, ma forse sono belle per me. Quindi ecco, devo un attimo acquisire un po' di autostima, anche secondo me, anche quello. Io sono sicura che tu ce l'hai, l'importante è fare il primo passo, come l'hai fatta con la tua insegnante. Sì. Ecco, sono sicura che riuscirai a farlo anche con questi compagni, con questi giovani che io reputo delle persone fantastiche, quasi tutti, ne tolgo pochissimi. Persone anzi che nel momento del bisogno sanno fare cerchio, sanno aiutare, sanno solidarizzare, socializzare, basta solo tendere la mano. Il problema è che fate fatica a tendere la mano perché c'è sempre questo punto di domanda. Invece è un punto di domanda che viene più fatto nelle vostre menti che quello che invece pensano loro nel momento che ti confronti. Allora salutiamo San El Maya, responsabile eventi Refrontolo, Iab El Maya, chef, e Maz El Maya, responsabile parco sportivo di Refrontolo. Finalmente ragazzi, avevo perso le speranze, ho detto chissà Refrontolo è in Australia forse, perché mi collego più facilmente col terzo mondo che con qua vicino, ma non importa, ci siamo riusciti. Allora non so se avete seguito un pochino quello che ha detto questa meravigliosa ragazza Elena Destro, che è una scenografa e autrice del libro Attraverso i miei occhi. È una ragazza che ha questa sindrome di Asperger, una sindrome che vuol dire ipersensibilità, ma che grazie veramente a questa forza, a questa guerriera che c'è in lei, è riuscita veramente a capire chi è veramente la nostra Elena Destro e aiutare altri ragazzi e altre persone come lei scrivendo questo libro. Chi è che inizia di voi? Eccomi, buongiorno signori. Tu chi sei? Io sono Maz El Maya. Ok. Vai. Allora sì, appunto siamo qui a Refrontolo, non prende molto qui, questo ormai è conosciuto, non funziona bene la linea qui, forse è meglio Australia come dicevi te, ma comunque dai ce l'abbiamo fatta, Dai, siamo ce in l'avete linea. fatta ragazzi. Allora cosa vuoi dire a Elena? Com'è? Cosa vuoi dire a Elena? Ecco, questa ragazza che ha capito di essere una guerriera, che voleva capire cos'era questa ipersensibilità per poi arrivare a scrivere questo libro bellissimo che si intitola Attraverso i miei occhi. Attraverso i miei occhi. Prego. Non mollare Elena, sei grandissima, complimenti, mai mollare. Allora dovete invitarla ragazzi a presentare il suo libro da voi? Assolutamente, sarebbe veramente un piacere, assolutamente. Ecco, Quando sentiamo vuoi, anche gli altri tuoi fratelli, penso che siate 3 fratelli o sbaglio?
Esatto. Ah, ma guarda che ho indovinato, ma guarda che roba. Allora, chi parla adesso? Perché io voglio questo dialogo tra di voi, tra questa ragazza che se la sta mettendo tutta, non solo per aiutare se stessa, ma per aiutare anche gli altri, che però giustamente diceva avevo paura di confrontarmi anche con i miei compagni di classe perché non sapevo come sarei stata accolta, cosa avrebbero detto del mio libro. Chi è che commenta adesso? Sono io sono Yab, molto piacere. Penso che sia un problema di tanti ragazzi non potersi esporre in gruppo, principalmente per i giudizi degli altri, per quello che pensiamo possano pensare di noi più che altro. Partiamo sempre con un giudizio negativo di noi stessi, ma tante volte non riusciamo a capire quello che possiamo dare e quello che abbiamo, quindi io sono dell'idea che bisogna farlo in qualsiasi caso e poi vada come vada, insomma, sempre avanti. Grandi ragazzi, allora conosciamo anche il terzo fratello? Certo, eccolo qui. Vedi che facciamo tutto in diretta, vedi Elena, a Elena piace sto movimento, a Elena piace il movimento. Eccolo qua il terzo fratello con un sorriso bellissimo. Ciao, tu chi sei? Io sono Sam El Maya, Sam, si direbbe. Si direbbe, e lo diciamo. E cosa fai tu di bello? Io qua alle Frontland. Vai. Io sono il responsabile degli eventi, organizzo degli eventi soprattutto per festa dei bambini, che sono tante richieste, soprattutto dei bambini, ma facciamo comunque anche gli adulti. Organizzo gli eventi appunto, parlo sempre con i clienti per organizzare appunto le feste di compleanno, i battesimi, le cene, un po' di tutto. Ascolta, una cosa che ho notato e che Elena diceva prima, voi non avete avuto paura di mettervi in gioco, non avete avuto paura di metterci la faccia, di rischiare anche, se magari su un posto che magari nessuno aveva previsto, che sarebbe nato questo bellissimo parco. Ecco, soprattutto io dico sempre ragazzi che c'è il profondo sud ma abbiamo anche il profondo nord da dove abitiamo noi, lo dico io sempre, perciò non ho problemi di dirlo. Ecco, con questi tanti campanili, con queste persone, molte persone, specialmente diversamente giovani, che forse prima di capire giudicano, ti etichettano. Tu sei nero, tu sei viola, tu sei marrone, tu sei un delinquente, tu sei uno spacciatore, perché noi viviamo di etichette. Voi ve ne siete fregati delle etichette e siete partiti. Chi è che mi risponde? Assolutamente sì, le etichette sono semplicemente un limite che ci possiamo porre, che alla fine se ci pensiamo e ci ragioniamo sopra è un limite che ci impostano le altre persone o comunque il giudizio delle altre persone. Noi siamo stati abbastanza folli da buttarci in questa avventura senza nessuna paura, con un po' di coraggio. Chiaramente essendo che siamo tre fratelli riusciamo ad appoggiarci uno con l'altro e quindi probabilmente questa è una delle nostre più grandi forze, però se dovessi dire qualcosa ai giovani è proviamoci e basta, stop, vai avanti, non fermarti mai. Allora sentiamo anche l'altro fratello, vai. Sono io, allora penso che sia assurdo quante etichette possiamo, cioè anche inconsciamente dare alle altre persone, perché ormai siamo abituati a questo. E, tornando al discorso di prima del giudizio, è un discorso molto correlato, perché è proprio per i pregiudizi delle persone che magari tendiamo a non fare qualcosa che ci piacerebbe fare o a dire qualcosa che ci piacerebbe dire, ma è assolutamente assurdo. Perché dobbiamo goderci la nostra vita senza i pareri altrui, assolutamente. Sai perché vi ho invitato ragazzi? Perché io penso che dobbiamo anche iniziare a parlarvi, ascoltarvi e vedervi, perché sennò passa il messaggio quello ha stuprato e sia un marocchino, quello ha rubato e sia un marocchino, perché quello che passa, se non stiamo attenti, sono questi messaggi negativi. Mentre io, collaborando con Abdallah Karzagi, non so se voi lo conoscete, che è anche un mediatore culturale anche in regione, ecco, a queste accoglienze, dobbiamo capire che il buono e il cattivo c'è dappertutto. Non è il colore della pelle o la provenienza, è la testa.
è la testa, è la persona con la quale noi ci confrontiamo. Però capite bene che se io non vi invitassi, e ne invito tantissimi, e Abdallah mi aiuta anche in questo, a far capire che noi dobbiamo ragionare sulle persone, su quello che abbiamo di fronte. Cosa dici, Elena? Dico che è una cosa giustissima e purtroppo a giorni d'oggi c'è ancora mancanza di intelligenza a volte, manca ancora un po' questo passaggio che abbiamo detto. Servirebbe ancora di più. C'è la paura del diverso, specialmente che ha il diversamente giovane, che non hanno i giovani, attenzione, i giovani non hanno questa paura del diverso, anzi non lo vedono neppure. I bambini poi non ne parliamo, anzi assolutamente no. Il problema è quando tornano in famiglia con i genitori, perché loro sono spugni, assorbono, sono piccoli. Ecco, dobbiamo dare loro la possibilità culturalmente di crescere nella maniera giusta. Anche questo libro può aiutare, perché questo genitore che ha le maschere, questa maschera di perbenismo, e dopo magari sotto c'è tutta un'altra persona. Cosa vuoi dire, Elena? E secondo me per combattere questa cosa appunto bisogna parlare e conoscere sempre di più. Quindi se si conosce non si ha più paura dell'ignoto, no? Che potrebbe essere il diverso, perché si è conosciuto comunque. Tanto è vero che tu in questo libro la copertina è fatta di luce. Sì. Se tu conosci, parli, vedi la luce. Sì. Se tu non riesci a parlare, vedi solo nero ed esclusivamente quello e buio. Sì. Sentiamo la nostra Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Ascolta Mirella, questi sono giovani, ragazzi giovani. Guarda, io ti dico che stanotte, cioè io dove abito, no? Cioè abbiamo il contatore fuori, ci sono i ragazzini che vengono a staccarci la corrente per farci prendere paura. Questi 4 ragazzi qua sono veramente bravi e hanno capito cosa significa non fare cavolate. Bravi ragazzi, continuate così. Mi piace il vostro comportamento e brava Elena per il suo libro. Volevo chiederle a Elena, il libro tuo che hai scritto è in libreria per caso, che mi piacerebbe allora leggerlo? aspetta un attimo Tamara, perché non abbiamo capito niente. Parla piano e un po' più sottovoce, vai. Ho detto che questi 4 ragazzi, questi 4 ragazzi sono fantastici, altro che certi ragazzi che bruciano le fabbriche, che fanno cavolate in giro, che staccano i contatori per far prendere paura agli anziani o far paura agli anziani. Questi sono ragazzi giovani che sanno fare il loro lavoro. Mi piace veramente questi ragazzi qua. E volevo chiedere una cosa alla Elena. Elena, il tuo libro per caso è in libreria? Che mi piacerebbe leggerlo tanto volentieri. Ciao Mirella, ciao ragazzi. Cara la mia Tamara, allora il libro è in libreria, Elena? Sì. Bene. Anche qua a Treviso alla Lovat, o a Padova alla Feltrinelli, oppure nei siti Amazon e tutti. Ma sicuramente Tamara lo trova, perché lei quando verrà qua appunto andrà ad acquistarlo. L'importante è che ci sia, lei voleva capire questo. Allora sentiamo anche questi ragazzi. Allora partiamo da IAB. Allora IAB, cosa state facendo? Sta aprendo la primavera, si spera, perché fin adesso sta una tragedia incredibile, tanta di quella pioggia e freddo. Allora cosa avete organizzato per il futuro prossimamente su questo bellissimo parco a Refrontolo? Allora, abbiamo organizzato in realtà un sacco di cose. Luglio sarà il nostro mese sportivo, avremo una svariata scelta di tornei, dal calcetto a una nuova chicca che vogliamo portare qui in Veneto, una cosa esclusiva che ce n'è solo una in Italia e ce l'avremo qui da noi, qui a Refrontoland. Poi abbiamo organizzato qualche... non ci dici cos'è? È una sorpresa? No, non lo vorrei dire, piuttosto venite a vederlo perché non ci mette la curiosità. Bravo, vai. Assolutamente. Dopodiché abbiamo organizzato qualche aperitivo con qualche festa a tema. La prima che abbiamo organizzato è il 28 giugno, una festa hawaiana, quindi portiamo Refrontoland alle Hawaii.
Ecco, così Elena verrà di sicuro, perché i lineamenti anche ci sono, guardatela. Benissimo, la aspettiamo molto volentieri per conoscerla, perché anche noi siamo molto curiosi di vedere il libro, di capire e di leggerlo soprattutto, e scoprire cosa c'è nella mente di questa bella ragazza, insomma. Bravissimo. Allora continuiamo questo percorso nel parco con chi? E a livello di parco noi comunque siamo aperti da circa 2 mesi, dopo un anno intero di lavori senza sosta, di recupero. Abbiamo cercato di fare il più possibile per non comprare cose nuove, cercare di risistemare tutto quello che c'era qui, quindi abbiamo riciclato molto tutte le cose che avevamo qui, appunto. E a livello di eventi vorrei proprio ricordarvi quello che abbiamo appena fatto sabato scorso, che era un evento di beneficenza per Jenny, ed è andata molto bene, la famiglia è molto contenta, noi abbiamo dato la nostra parte, come anche tutti i clienti che sono venuti qui a trovarci. Ascolta, ma com'è nata questa idea? Cioè, da dove è partito il tutto? Spiegatecelo. Questa area che era dismessa, che nessuno magari pensava, cosa è successo? Sì, allora in realtà noi avevamo smesso è sempre stato un sogno per noi aprire qualcosa di nostro, una nostra attività. Comunque l'idea era di aprire un ristorante, però a livello burocratico comunque l'Italia non è semplice, non c'è nessuno che ti dà una mano, anche a noi giovani magari con poca esperienza in questo settore cercano di complicare le cose, anche se magari alla fine sono semplici, però comunque... Appunto, visto che eravamo abbastanza folli, un giorno mentre ero su Facebook ho trovato appunto il parco in vendita, siamo venuti qui a dare un occhio, però nel momento in cui siamo entrati era l'ambiente giusto per noi, è come se fosse stato qui proprio per noi. Nel giro di un quarto d'ora abbiamo concluso l'affare e abbiamo iniziato subito i lavori da aprire dell'anno scorso per riportare il parco in vita. Allora sentiamo anche l'altro fratello, l'ultimo, quello che veramente fa capire anche l'importanza dell'unione tra di voi. Ecco, Elena nel momento che ha realizzato questo libro ha capito che c'era nel pezzo, era riuscita. Ecco, cosa avete provato? Cosa hai provato nel momento che siete riusciti? In un quarto d'ora abbiamo realizzato questo sogno, perché avevate già capito che ce l'avreste fatta. Prego. Eravamo all'inizio un po' spaventati sinceramente, perché comunque il parco era mal messo, però man mano andando avanti con i giorni vedevamo più risultati, più soddisfazioni soprattutto, e poi è arrivato il 13 aprile, il giorno dell'inaugurazione, dove è venuta a trovarci un sacco di gente e siamo rimasti molto ma molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Sapete che non ho neanche una foto e neanche un video di questo bellissimo parco, che l'avete mandato in ritardo, perché io non ho niente, mi dispiace, perché avrei avuto piacere di vedere, visto che abbiamo fatto questi... Ecco, guardate il nostro regista che l'ha fatto, non so dov'era, eccolo qua. Allora cosa stiamo vedendo? Prego. Allora, partendo dal piazzale grande dove vedete le panche, questo qui è il nostro piazzale eventi, è dedicato a tutti gli eventi che proporremo qui da noi a Refrontolo. Abbiamo un campo da calcetto, abbiamo 2 campi da calcetto e 2 campi da tennis, abbiamo il paintball, che è un'attrattiva che comprende una sorta di gioco di squadra per team building e cose varie con pallini di vernice. Abbiamo il mini golf 18 buche che abbiamo voluto ristrutturare perché era una parte importantissima di questo parco, l'abbiamo capito man mano nel tempo parlando con le persone. Abbiamo anche un'area picnic, la zona laghetto, la fattoria didattica con gli animali. Abbiamo la cicchetteria con degustazione vini, c'è il ristorante che è la nostra locazione degli eventi, e tanto parcheggio e un'area bimbi. Cioè non manca niente di sicuro, e mi fa piacere aver visto la foto, spero di avere prossimamente, magari anche in settembre, un bel video dopo tutto quello che avete realizzato, perché sono questi i messaggi che io voglio, questi messaggi di inclusività. Ecco, dobbiamo aprirci, dobbiamo non aver paura, dobbiamo ascoltare, parlare e forse fare più rete. Cosa dici, Elena? D'accordissimo, sono d'accordo.
Secondo te cosa hanno realizzato questi ragazzi? Tu che sei una ipersensibile, cosa sei riuscita a capire di questi 3 fratelli, Elena? Hanno realizzato un'ottima atmosfera comunque, quindi prossimamente gita là. Una cosa che ha detto uno dei fratelli, ecco, forse la forza è anche essere in 3 fratelli, aiutarci uno con l'altro. Ecco, quanto importante è unire le forze? Tu magari hai avuto la famiglia, hai avuto qualcuno che ti ha supportato, non sei lasciata sola, prego. Beh, ho avuto Michele, che è un grande supporto per me, ma anche... Spieghiamo chi è Michele. È il psicologo, quello che mi ha aiutato a scrivere il libro, ma anche, secondo me, la casa editrice che ha capito la mia idea. E quindi mi ha lasciato proprio sperimentare, non è un libro tradizionale, per esempio l'indice non c'è, e uno direbbe ma sul libro ci deve essere un indice, ma io non ho voluto apposta per un motivo e quindi loro l'hanno capito, Cristiana l'ha capito e quindi... E la famiglia? Anche, sì. Perché l'hai messa dopo di tutto questa famiglia, questi genitori poveri che sono fuori, che la aspettano? Come mai? Ecco, quello che... Io ho capito, ma te lo faccio dire apposta, questo Michele Guidi, perché è il tuo riferimento lui, è lui il riferimento di Elena, non c'è niente da fare, questo professionista che ha saputo leggere i pensieri di Elena e anche farglieli realizzare. Cosa dite ragazzi? Ecco, questa Elena che mai avrebbe immaginato di riuscire a fare questo, visto di questa sindrome che soffre di Asperger, proprio di capire invece che era una creativa, era una persona che avrebbe potuto aiutare altre persone anche con il disegno e la scrittura. Chi è che risponde? È stato davvero fortissimo. Noi crediamo che ognuno nel suo profondo abbia un talento, chi leggere, chi scrivere, chi disegnare, chi cucinare, ognuno ha il suo. E avere una persona accanto a te che riesce a tirarlo fuori, che riesce a spronarti a fare il 100%, penso sia una delle cose più importanti, perché si va avanti da soli, ma con l'aiuto si va avanti più veloci e più nella strada giusta. Ascolta, vorrei anche lo chef adesso. Ecco, questi piatti particolari, io in provincia con Abdallah abbiamo fatto, loro hanno fatto, io ho cercato di collaborare, il couscous più lungo del mondo. Ecco, è stata una cosa bellissima, queste tradizioni, queste culture che si scambiano. Forse dobbiamo farne di più, abbiamo fatto il Festival Italo-Marocchino a Villa Margherita, bellissimo. E una cosa che ho notato che voi sarete veramente il futuro perché siete in tanti e siete giovani. Io ho visto mamme, nonne, giovanissime, ecco, e i nostri che dicevano ma è impossibile, ma è già nonna. Ecco, questa visione diversa che abbiamo. Ecco, questo chef che grazie anche a questi piatti meravigliosi riesce a fare armonia. Ecco, armonia con un paese, stiamo parlando di Refrontolo, perciò un paese collinare, un paese bellissimo, abbiamo dei posti veramente a 2 passi da casa meravigliosi, uno di questi è proprio Refrontolo, il famoso Passito, poi questo vino anche meraviglioso che ricordo, che forse neppure a Refrontolo sanno la meraviglia che hanno, perché mi ricordo quella volta che ho chiesto, pensavo di assaggiare un bicchierino di Passito, mi hanno detto solo bottiglie, ho detto ma siete fuori o cioè scartelli grandi così, dopo mi dicono prendi la bottiglia, no calma, per fortuna adesso è cambiato, sono passati anni, forse hanno capito che bisogna proprio aprirsi al mondo in maniera anche diversa e più veloce. Chi è che mi risponde? Lo chef? Allora, siamo consapevoli dell'importanza di tutto quello che noi offriamo al cliente. Abbiamo voluto, allora, come hai detto tu, Refrontolo è un paese bellissimo, è pieno di colline, pieno di verde, pieno di natura, pieno di vigneti. Quindi abbiamo deciso di valorizzare tutto quello che abbiamo qui attorno, non abbiamo voluto andare troppo lontano. Chiaramente c'è qualche influenza nostra, egiziana, come qualche influenza da tutta Italia, ma tutto quello che abbiamo creato parte da qui, parte da Refrontolo per andare a espandersi pian piano allargandosi. Ma non vogliamo valorizzare tutto quello che abbiamo qui perché pensiamo che ci sia davvero tutto, assolutamente qualsiasi cosa, dal mangiare al bere al lavoro,
davvero, Refrontolo per noi è un gran paese. Sono d'accordo con voi, bellissimo, veramente. Io ci vengo spesso, verrò anche a trovarvi se ci riesco, perché io prometto a tutti, non vado da nessuna parte, non riesco a muovermi, ecco, perché mi muovo forse troppo. Allora, quello che vorrei chiedere anche a Mazza, responsabile parco sportivo, burocrazia e sicurezza, perché bisogna capire, come avete detto prima, ecco, tanti paletti, però siete riusciti a superarli, perché la sicurezza è fondamentale, ma la burocrazia veramente è incredibile. Ecco, rispetto al vostro paese, cosa vedete qui da noi? Ecco, la difficoltà, come avete detto, di superare questi ostacoli. Allora, a differenza del nostro paese, sinceramente lì è un po' meno pensata, un po' meno studiata. Qui invece addirittura è anche studiata fin troppo, nel senso che per arrivare a essere tranquilli, nel senso a livello di sicurezza e antincendio, ci vuole un percorso lunghissimo, che a mio parere non è necessario, però per carità può anche esserlo. Si potrebbe magari pensare di semplificarci un po' le cose a noi giovani, proprio per spronarci, darci la voglia di fare, di creare, perché poi appunto se già a livello di burocrazia è già tutto un casino, uno giovane magari si demoralizza e non parte, o la paura che ha magari diventa sempre più grande perché appunto ci sono troppi paletti. Quindi chiediamo di essere accompagnati se dobbiamo fare qualcosa. Sentiamo anche l'altro fratello, sentiamo anche lui che invece si occupa di eventi, ecco, eventi Refrontolo, ecco la burocrazia, questa burocrazia che veramente ci sta uccidendo, ci sta soffocando. Ecco, che appello vorresti fare questa mattina, anche per altri ragazzi come te che hanno anche loro magari voglia, però la difficoltà è sempre grande, prego. E allora, la nostra idea, la mia idea, ma penso anche per loro, appunto la burocrazia è difficile, bisogna capirla, bisogna riuscire a capire il tutto per riuscire ad andare avanti, però l'importante è andare avanti, in qualche modo cercate di studiare il più possibile per riuscire a superare tutti gli ostacoli e piano piano si arriva agli obiettivi. Allora, di preciso, spiega dove vi trovate, perché Refrontolo è famosa per il mulinetto della Croda, lo conoscono tutti. Voi come posizione dove siete? Magari sto pensando anche ai nostri diversamente giovani che magari fanno un bel giro con i nipoti. Allora, noi siamo a più o meno 200 metri dalla piazza, andando verso Conegliano. Trovate, siamo un po' sulla strada principale, vedete tutto il parco all'esterno. Bisognerebbe entrare in una via per riuscire ad entrare da noi. Però insomma vi conosco, non è un problema, ma almeno abbiamo capito un pochino come posizione. Allora intanto io vi ringrazio ragazzi, ecco, girerò a Elena i vostri numeri di telefono, le mail, così potete anche scambiarvi. Ecco, Elena ha bisogno anche lei di voi, voi avete bisogno di Elena, avete bisogno di giovani, di ragazze, ma soprattutto di aprire questo paese, ecco, di aprirlo veramente, anche illuminarlo un po' di più. Cosa dici Elena? Bisogna illuminarci un pochino? Sì. Abbiamo bisogno di illuminarci? Allora che appello vuoi fare Elena? Cosa vuoi dire? Oltre a ricordare questo bellissimo libro, faccio vedere io che trovate in libreria, cosa vuoi dire? Ecco, come vuoi salutarci Elena? Saluto, che è stata una bellissima esperienza e nulla, verrò anche da voi, ecco. E voi ragazzi come ci salutate? Intanto facciamo vedere il libro. Uno alla volta, vediamo che appello fate, i saluti che volete fare. Grazie mille intanto di averci invitato, siamo super contenti di poter essere con voi in questo programma in cui davvero si cerca di cambiare le cose e concludo dicendo sveglia Veneti. Bravo, sentiamo l'altro fratello. Grazie per questa opportunità, grazie per averci ascoltato e appunto sveglia Veneti. Vai il terzo fratello. Ripeto quello che hanno detto, grazie mille a Media Nord-Est ad averci invitato appunto, e ringraziamo anche Elena per essere qui con noi e ovviamente vi aspettiamo tutti qua.
Grazie, io ringrazio invece veramente voi ragazzi e vi dico continuate così, perché grazie a voi forse riusciremo a illuminarci, è questo che abbiamo bisogno di voi, molto bisogno di voi, siamo una popolazione che sta invecchiando e perciò forza giovani e facciamo squadre, forse invece di vedere il nero guardiamo la luce che c'è in ognuno di questi ragazzi e di queste persone. Grazie anche a Elena adesso, grazie a voi, pubblicità. Presento due graditissimi ospiti, abbiamo Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile, e da Villorba abbiamo la dottoressa Paola Bortoletto, presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che ringrazio veramente anche lei, dottoressa Bortoletto, di essere qui con noi, e anche Don Giovanni, che sono due figure alle quali io tengo molto, ma soprattutto spero di riuscire tramite loro ad arrivare a questi giovani che abbiamo visto anche adesso, meravigliosi, fantastici, non quei messaggi negativi che vediamo quasi tutti i giorni, ecco, ma messaggi positivi. Questi giovani che non hanno paura di creare questa storia a refrontolo, perciò è tutto dire, di metterci la faccia, di impegnarsi e che vengono accettati alla fine, perché li hanno conosciuti. Ecco, l'importanza di conoscere. Don Giovanni, cosa vuol dire? Poi sentiamo anche la Presidente Bortoletto. Prima di giudicare conosci e poi giudica, prego. Sì, noi abbiamo questa storia che ci siamo trovati a vivere perché siamo lì, non perché l'abbiamo scelta, perché c'è il dormitorio comunale attaccato all'oratorio e quindi ci sono tante persone senza dimora dentro il dormitorio, ma anche fuori perché non ci stanno tutti dentro. E allora, vabbè, la prima preoccupazione è per i ragazzi che giocano nel campetto, ma di fatto loro sono sempre stati quelli più accoglienti, no? Se tu vuoi sapere i nomi di chi dorme fuori, lo chiedi ai ragazzi del campetto, che loro li conoscono tutti, sanno con chi possono stare insieme, sanno quelli a cui magari bisogna dare un po' più attenzione perché hanno qualche problema, ma veramente parliamo di ragazzi delle medie, delle superiori, non parliamo di gente neanche maggiorenne, no? C'è stato anche ogni tanto qualche piccola difficoltà, siamo intervenuti, ma senza nessun dramma, ecco. È veramente un po' diverso il modo con cui i giovani si rapportano con queste persone che sono stranieri, ma sono anche italiani, gente che ha storie anche terribili alle spalle, no? Quindi hanno le loro difficoltà, però i giovani si comportano in un modo molto diverso dagli adulti, cioè non partono da un sospetto, ma tendenzialmente partono da una accoglienza o forse neanche dal vedere dove sta il problema. Ecco. E ovviamente c'è una rete che separa l'area del dormitorio da quella dell'oratorio, con un cancello che è stato chiuso con una catena e un lucchetto. Ovviamente nel giro di 2 giorni si crea un buco nella rete perché i ragazzi devono passare dall'altra parte, prendersi il pallone quando va dall'altra parte e quindi per quanto noi chiudiamo anche fisicamente, poi loro riescono sempre a creare dei passaggi, dei buchi, insomma dei modi per comunicare. Ecco. Avete capito cosa ha detto Don Giovanni? Sentiamo cosa dice la Presidente Bortoletto. Ecco, questo giovane, abbiamo sentito anche ieri i fatti del Beccaria, dove però il Don, quello che vive con loro, ha detto: se forse terminiamo di metterli dentro nelle carceri, gli facciamo fare qualcos'altro. E io è una storia che dico da 2 o 3 anni, Don, ma nessuno mi ascolta, sembra che, non so, parli al vento. E poi invece sento che come me vive direttamente con queste persone, forse ha capito qualcosa di più di qualcun altro. Ecco, perché non si riesce a capire che non c'è il diverso, ma c'è la persona? Perché, Presidente Bortoletto, il bambino e il ragazzo non vede il diverso, non vede il colore? Pochi, ma quei pochi è perché li fanno notare i genitori, le famiglie, l'ambito dove quali vivono, ma non è così. Perché si fa così fatica? Prego, Presidente. Allora, intanto, ancora buongiorno sia a lei Mirella che a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Io credo che si debba partire proprio dalla scuola, dai più piccoli, perché loro ti mostrano, no, come c'è questa modalità di contatto, di accoglienza che è naturale, insomma, no? Quindi non ci sono remore, però insieme si cresce, perché appunto nella scuola soprattutto del primo ciclo, quindi i più piccoli, veramente arrivano tutti, dal disabile allo straniero, a quello che è più bravo, insomma poi ci sono situazioni differenti, no? Però ecco, questo è importante, che si crei questa situazione di accoglienza e di dialogo e di valorizzazione di tutte le cose belle che uno sa fare, magari anche puntando sulle criticità e cercando di risolverle. Questo è il punto. Il problema dove sta? Sta nel momento in cui poi, crescendo, si aprono al mondo, un mondo che, come dire, tende a dare anche delle regole molto stringenti e quindi a volte c'è questa situazione, insomma, no, in cui c'è contraddizione. Sicuramente io ho seguito prima un attimo alla fine, insomma, ecco, tutta l'esperienza di Refrontolo. Uno dei ragazzi ha detto: bisogna studiare e così si riuscirà a capire meglio, perché la conoscenza, perché il capire le persone aiuta sicuramente a cogliere, a essere più inclusivi. Don, come commenta le parole della Presidente Bortoletto? No, sicuramente la scuola è un luogo in cui ci si incontra. A volte la scuola mi sembra abbia poche risorse per sostenere tutte queste persone, no? Perché poi la diversità è una ricchezza, ma va anche sostenuta. Ecco, è un po' banale dire che siamo tutti uguali. Ecco, siamo tutti uguali sicuramente come dignità, però poi siamo anche tutti quanti un po' differenti e a volte le differenze vanno sostenute e ci vogliono persone che si affiancano. Diceva Don Lorenzo Milani tanti anni fa che fare parti uguali tra persone diverse è il massimo dell'ingiustizia, perché se non partiamo tutti dal stesso piano, e non partiamo perché abbiamo capacità, possibilità, storie diverse, poi a qualcuno bisogna dare un po' di più, ecco. Ma alle volte la scuola, non per colpa di chi c'è nella scuola, ma delle risorse che abbiamo messo a disposizione, la scuola non ha sempre quel un po' di più da dare a chi ha invece in partenza un po' di meno, purtroppo. Ecco. Succede a volte che riusciamo anche a collaborare tra chi è dentro la scuola, chi è nel quartiere, chi è fuori, qualche volta anche si riesce a darci una mano a fare insieme, allora quando ci si riesce a mettere insieme magari qualche risorsa in più c'è. Ecco. Però c'è un però, e io vorrei anche capire, non è che questa scuola, dottoressa e Presidente, lei è stata insegnante, si sta chiudendo un po' troppo, nel senso che tutto si fa all'interno della scuola, cioè qualsiasi cosa che tu hai proposto, o quasi, viene fatta all'interno della scuola. Ma non è che il ragazzo vuole rimanere sempre a scuola. Quella cosa la può fare anche da un'altra parte. Sto pensando agli orti, che molte scuole hanno fatto gli orti. Ma perché devi fare gli orti nella scuola? Quando abbiamo gli orti sociali, dove veramente questi diversamente giovani avrebbero piacere di incontrare, essere aiutati anche da questi ragazzi, e questi ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con queste realtà, che veramente sono le realtà che ancora abbiamo, sono dei scrigni meravigliosi. E no, perché lo faccio già a scuola. Ma perché lo devi fare a scuola? Ma perché non tutti, per carità, Presidente, lei sa come la penso, però io mi scontro molte volte, lo facciamo già a scuola. Ma cosa vuol dire? A scuola fai quello che fai, dopo altre cose servono per andare a incontrare altre realtà. Ma perché si deve fare assolutamente a scuola che questo dirigente deve primeggiare? E lo faccio già io a scuola. E la ginnastica e le arti marziali le faccio a scuola. E la pittura... Tutti, fortunatamente, per carità, qualcuno dirà: ma quando socializzeremo con questi ragazzi se sono sempre a scuola? Prego, Presidente. Sì. Allora,
allora diciamo che ci possono essere anche queste esperienze. Pensiamo che gli orti sono fatti nelle scuole dei più piccoli, quindi dove c'è anche tutta una situazione da tenere sotto controllo quando poi si spostano all'esterno. Però al di là di questo e al di là del fatto che io non ho proprio detto che siamo tutti uguali, ma che assolutamente vanno valorizzate le differenze, giusto per precisare, volevo anche dire questo. Per esempio a Treviso noi abbiamo fatto un accordo di comunità con il comune, con l'ULSS, con le associazioni anche sportive, stiamo iniziando, e i 5 istituti comprensivi della città, un accordo di comunità per promuovere la salute. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che insieme cerchiamo di portare anche i bambini e le famiglie fuori. Ci mettiamo insieme con il terzo settore per dare delle opportunità che la scuola certo può dare, ma diventa molto più arricchente se poi c'è una relazione all'esterno, insomma, no? Ecco, l'idea per esempio di aprirsi alle associazioni sportive, io stessa l'ho fatto, abbiamo portato le associazioni sportive dentro la scuola perché poi i bambini e i ragazzi si iscrivessero e continuassero un percorso nel pomeriggio, il sabato, la domenica, insomma, attraverso il movimento. Qui c'era il tema del movimento, ma potremmo farlo qualsiasi altra attività, per esempio andare per esempio a trovare i nonni nell'RSA, lo abbiamo per esempio nelle scuole secondarie di primo grado. Io porto la mia esperienza naturalmente e anche quella di tanti altri. Purtroppo, siccome le scuole sono autonome, magari ci sono realtà che si chiudono in loro stesse, ma diciamo, lo stimolo anche da parte dell'ufficio scolastico, da parte dell'amministrazione è quella di aprirsi. Ecco, sicuramente con i comuni, con gli enti locali, grandi e piccoli che siano, con le ASL e poi appunto con il terzo settore che dà le più svariate possibilità. Cosa ne pensa Don Giovanni di quello che ha detto la Presidente Bortoleto? Io penso invece che una parte della scuola sia molto politicizzata e se tu riesci ad andare dentro su questa scuola politicizzata avrai quello che la politica dice di andare. Cioè io non devo essere fortunato ad avere quello che qualcuno vuole darmi, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, quello che io devo avere, l'informazione corretta, una ginnastica, qualsiasi cosa io abbia bisogno e non di essere fortunato ad avere quell'insegnante o quella scuola. Cosa dice Don? Ma io non sono dentro la scuola, quindi non sono della professione. Conosco varie persone, insegnanti di vario ordine e grado. L'impressione è che spesso nella scuola ricade tutto quello che il resto della società non riesce a fare. Per cui le maestre devono essere anche assistenti sociali, psicologhe, no? Perché attorno la famiglia, i servizi sociali, le parrocchie non sono più in grado, non sono capaci, non riescono a fare il loro. E quindi tutto quanto si riversa nella scuola, perché bene o male ci sono tutti e tutti quanti passano per di là. Allora, non credo che il problema si risolve pensando alla scuola appunto isolata dalla società, dall'ambiente, dal quartiere dove si trova. Credo che alle volte la scuola proprio subisca le carenze di quello che sta attorno e arrivano alla scuola dei problemi che andrebbero risolti altrove. Certo, sono d'accordo con lei, in effetti invece dopo ti sbatti là e là ci sbatti veramente molto male. Un'altra cosa, Don Giovanni, lei è stato agli onori della cronaca, nel vero senso della parola, anche se lui non vuole, perché ha dato ospitalità a 7 senza tetto. E giustamente lei ha detto una cosa fondamentale: non possono morire qui fuori perché qualcuno ha paura del diverso o accogliere il diverso, senza neppure conoscere chi sono queste persone che lei ha spiegato molto bene, con delle realtà drammatiche forse che qualcuno non si rende neppure conto. Invece poi qualcuno si è illuminato e ha capito l'importanza del gesto che lei stava facendo ed è stato supportato da famiglie del territorio, di quel luogo. Ecco, in quel momento lei
È riuscito a centrare l'obiettivo, capire che prima di giudicare conosci, capisci. È una persona umana che io sto aiutando in questo momento, che ha bisogno di essere aiutata. Questo è quello che io guardo, l'aiuto che devo dare in quel momento a chi ha bisogno. E sì che Papa Francesco lo dice in tutte le lingue questo, non so più come lo deve dire, però qualcosa si sta facendo, bisogna dire. Prego, Don. Sì, sì. No, a me non piace appunto essere agli onori delle cronache, perché questa cosa non l'ho fatta io, ecco, ma l'abbiamo fatta noi. È che non potevamo venire qua in trasmissione in 20 persone perché noi ci stavamo qua dentro, va bene, però è una cosa che è stata fatta come parrocchia, come comunità, non solo come noi di quel posto lì, ma anche altri che sono venuti a aiutarci, perché il mio compito non è quello che faccio io le cose, ma è quello di aiutare la comunità, le persone a farle, ecco. L'obiettivo di fondo sì, perché domenica, cioè ieri, alla fine di una messa io esco dalla chiesa per salutare le persone e trovo fuori dalla chiesa una persona del posto, assolutamente del posto, ecco, che sta chiacchierando con una di queste persone invece marocchino che noi abbiamo ospitato in chiesa e che adesso stiamo ancora ospitando da un'altra parte. E stavano chiacchierando del più del meno e poi lui l'ha portato dentro in chiesa a vedere la chiesa, eccetera. Perché stavano chiacchierando amabilmente? Perché si sono trovati a far da mangiare insieme qualche domenica fa in un pranzo che abbiamo fatto insieme. Quindi lo scopo non può essere soltanto quello di evitare che uno muoia. Vabbè, mi sembra, è certamente già una cosa importante. Però lo scopo è quello di far sentire queste persone in qualche modo inserite, riconosciute, visto che ci sono. Poi qualcuno può anche non essere d'accordo, può dire che non dovrebbero esserci, ma io agisco su quello che c'è e non su quello che dovrebbe o non dovrebbe. Quindi finché ci sono cerchiamo di che siano riconosciute. Se posso raccontare una storia di tanti anni fa, è di un altro posto, ma è simbolica, no? Di una donna africana con 5 figli, il marito se n'era andato perché era un poco di buono. Dopo 3 giorni che non mangiavano, lei si è rivolta ai servizi sociali del comune e poi sono intervenuti anche noi, l'abbiamo aiutata. Va bene, nel giro di, non mi ricordo, un anno e mezzo, questa donna ha avuto il permesso di soggiorno, ha avuto un lavoro. Abbiamo fatto una grande festa, una festa insomma, con tutti quelli del paese che l'avevano aiutata a arrivare a questa. E l'assistente sociale a un certo punto le fa, ma dice, adesso sei contenta che hai un lavoro, puoi pagarti l'affitto tranquillamente, non hai sempre paura che ti mandino via. Ecco. E questa donna disse una cosa che mi è rimasta sempre impressa, ha detto, sì, io ti ringrazio, ma ti ringrazio di una cosa, che adesso quando esco di casa la gente mi saluta. Allora, una persona che stava quasi per morire di fame, lei e i suoi figli, riconosce che la cosa più importante di tutto è che adesso la gente la chiama per nome e la saluta. Perché questo ti fa sentire evidentemente sicuro un po' a casa tua, no? Infatti noi diciamo le persone senza dimora, si dice adesso, una volta si diceva senza tetto. Senza dimora è un po' diverso che senza tetto, no? Perché la dimora è il posto dove ti senti a casa tua, ti senti sul tuo, ti senti, no? Perché queste persone non hanno bisogno soltanto d'inverno perché fa freddo, no? Purtroppo le statistiche ci dicono che la gente muore per strada tutto l'anno, non solo d'inverno. L'anno scorso 415 persone sono morte in Italia, ma tutto l'anno, perché quello che ti fa morire, ecco, non è soltanto il freddo, è proprio il non essere più nessuno, perché non hai un minimo di tuo, di intimità. Ecco, se almeno sei su un posto dove la gente ti chiama per nome, ti riconosce, e se cadi per terra ubriaco qualcuno chiama l'ambulanza e ti assiste, ecco, ti dà almeno quel senso di umanità, di non essere fuori, ma di essere un po' dentro a qualcosa. Fatto bene a spiegarlo, Don, perché è proprio così, è la solitudine quella che io sento. Prima ha chiamato questo signore, Luigi, da Padova, città del volontariato, della cultura.
dove lui 90enne, con la moglie 85enne, ha proprio fatto un appello: a me non mancano i soldi, è che non vedo nessuno, non parlo più con nessuno e nessuno sa che esisto. Allora io mi sono permessa di farmi dare il numero, perché l'aveva già dato ma era sbagliato, non riuscivo a mettermi in contatto, perché poi fanno anche un po' di confusione, stiamo parlando di 90 anni, che forse c'è molta strada da fare, e qua devo coinvolgere appunto la Presidente Bortoletto, perché se riuscirò a arrivare da Luigi sarà per l'aiuto dei ragazzi, dei giovani che non si tirano indietro di sicuro, che cercheranno di aiutare. Il problema è che, lei lo sa come la penso, siamo tante associazioni, 7.500 associazioni, ma siamo completamente divisi, abbiamo i campanili, non ci conosciamo uno con l'altro, la parola semplice è quella: ma i giovani non vengono a fare volontariato. No, non li vogliamo, perché non li andiamo a prendere, non li intrighiamo. Ecco, Presidente Bortoletto, io la prego di ascoltare ancora una volta il mio appello, di riuscire a far arrivare questi giovani nel mondo del volontariato. Io non ne posso più sentire, ad esempio, gli alpini, che hanno dei numeri incredibili di richieste di andare a fare questi campi scuola, però non ce la fanno, perché quelle sono le possibilità. Oppure questo servizio civile che mai nessuno si era immaginato che sarebbero arrivati tanti giovani e non ci sono i posti. Ma come non ci sono i posti? Cioè, ma cosa stanno dicendo? Eppure questi giovani si sono fatti sentire. Allora forse c'è qualcosa che non va, cioè questa catena che non riusciamo a unire. Presidente Bortoletto. Sì, direi proprio l'idea della rete, di parlarci, come dicevo prima, degli accordi, dei patti a livello territoriale, appunto, come diceva anche Don Giovanni, proprio questa idea, no, di stare insieme e di trovare anche in base alle competenze, perché mica tutti sappiamo fare tutto, no? Ecco, giustamente, proprio perché siamo differenti, e insieme di trovare delle strade giuste. Per esempio, io la settimana scorsa sono stata a un incontro sulla promozione della salute in regione, e sono intervenuti alcuni assessori, anche un sindaco, insomma, vice sindaco, eccetera, sui comuni attivi. Comuni attivi che ce ne sono tanti in Veneto, ma non sono tutti, assolutamente no. Perché? Perché devono investire attraverso gli assessorati alla cultura e all'istruzione e al sociale proprio in questa possibilità di rete, di coinvolgere le persone più anziane e le persone più giovani proprio in questo interscambio, perché come si diceva prima è importante la relazione, cioè fare in modo che le persone si sentano valorizzate, si sentano accettate e non appunto magari con delle possibilità economiche, ma soli sono anche i giovani a volte, non soltanto gli anziani, perché magari sono chiusi dentro i social, dentro situazioni virtuali, e non si aprono all'aperto e quindi all'esterno, insomma, ecco, intendo. Per cui sicuramente tutto quello che può essere iniziativa associativa, insomma, lei lo sa, noi cerchiamo poi di metterla in rete, come per esempio quell'incontro che c'è stato sull'educazione stradale, a cui io so che hanno partecipato e le colleghe e i colleghi hanno anche pubblicizzato nelle scuole secondarie di secondo grado, per esempio, no? Quindi cioè, bisogna che veramente ci sia questa rete. Ognuno sì, ma non arrivano, Presidente, è inutile che facciamo le cose se poi abbiamo sempre gli insegnanti, gli addetti ai lavori, non abbiamo i giovani che partecipano. È un colpo perché è domenica, un colpo perché è sabato, un colpo perché il progetto è stato presentato in ritardo, un colpo, intanto questi giovani non ci sono. Volontari insieme sabato in provincia non c'erano i giovani, c'erano tutte associazioni di volontariato diversamente giovani o quasi. Allora capisce che non riusciamo ad andare avanti, non li vedo. Presidente, ho il coraggio di dirlo. No, sì, tutti certo, no, non vengono, li troviamo a scuola perché ci sono là. Qualche parrocchia riesce ad averli, qualcuno perché riesce a dialogare, a trovare la strada giusta, però tutto il resto è noia.
e non può essere presidente, e non può essere che vengano invitate le associazioni che qualcuno decide di invitare. Io ne ho qua che non sono mai invitate da nessuna parte e che sono quelle che fanno realmente nel territorio. Non ci sto più, comincio a denunciare queste cose qua, perché non è possibile che abbiamo 7.500 associazioni di volontariato e troviamo l'anziano o il giovane che si suicida perché non lo conosciamo, perché non riusciamo a metterci in perché c'è la privacy, ma dove vogliono però dove la mettono la privacy, dove veramente servirebbe non c'è, è questo che mi dà fastidio. Cosa dobbiamo fare per andare a prendere sti giovani? Dove li andiamo a prendere? Allora, nella scuola non puoi, perché bisogna che prima presenti sti progetti. Allora è facilissimo, tu presenti il progetto, ho guardato 2 volte, lo leggerò, ciao, buonanotte, perché c'è anche il dirigente, così mica tutti sono bravi e belli e buoni, e presidente bisogna anche dirlo. Poi devi trovare la presidente sensibile, la dirigente sensibile che capisce qual è il tema, l'importanza del tema, ma non ci siamo, perché se poi arriva la politica a gamba tesa con l'assessore di turno cade il palco. Ma bisogna dirle queste cose, è inutile che ci nascondiamo, perché abbiamo i re, le regine, i principi, i principesse. Prego, Don. Allora, se posso, io direi che non si tratta di andare a prendere i giovani, ma di lasciarli venire. Nel senso che la tentazione nostra di adulti è quella che noi abbiamo l'idea, noi sappiamo fare e cerchiamo qualcuno che faccia quello che noi abbiamo deciso. Così i giovani non ci saranno mai. Ok, ecco, bisogna che noi adulti creiamo degli spazi e anche delle risorse e anche dei soldi e li mettiamo in mano ai giovani. Cioè bisogna dargli fiducia. Non è una cosa molto strana, perché qualunque figlio cresce in questo modo, perché se i genitori vogliono far fare al figlio quello che dicono loro, si sa come va a finire. Ecco, io vedo che i giovani ci sono quando noi gli lasciamo fare le cose, cioè gli lasciamo decidere. Dice, ma allora dopo loro... È chiaro che loro non faranno come diciamo noi, ma questo è matematico. Però se tu ci sai stare insieme, non è che poi loro non ti ascoltano, non ti chiedono, non c'è un confronto, ma devi accettare un confronto un po' alla pari. Ecco, anche se io sono il parroco di 60 anni che ho un'esperienza e tu sei quello di 20 anni che... Però devi accettare che quello di 20 anni non è che non capisce niente, quello di 20 anni ha le sue idee e forse su certe cose ha più ragione. Ha più ragione di me, perché lui è più vicino alla sua età di me. Io non ci capisco più niente, io devo fidarmi di loro, no? Ecco, a me è successo che 5-6 anni fa, non mi ricordo quando, mi sono arrivate 2 ragazze che conoscevo, che all'epoca avevano, mi pare, 25 anni, dicono... Senti, noi vorremmo tornare a vivere, vorremmo provare a vivere insieme, però non solo tra di noi, ma anche con qualche ragazza, qualche altra che può avere problemi, bisogno, eccetera, ci aiuti a trovare un posto. Quindi le classiche ragazze che a quell'età hanno voglia di farsi una vita e di uscire di casa, ma non hanno i soldi per farlo, chiaramente. Allora noi abbiamo trovato una persona disponibile che si fidava. Abbiamo preso in affitto una casa come parrocchia, perché questa persona si fidava del prete chiaramente, no? Ecco. Quindi l'affitto è a nome della parrocchia, nella casa ci stanno in questo momento queste ragazze, 3 ragazze italiane e una ragazza africana, e vivono d'amore d'accordo con le fatiche di una convivenza, ecco però. Allora io non vado a controllare che cosa poi loro fanno in questa casa, vado a trovarle, ci confrontiamo, parliamo. Però tu devi mettere in mano ai giovani delle possibilità e poi loro sanno fare le cose. Ecco, io mi sono trovato chiaramente per la questione del senza dimora a rapportarmi con i giovani del Django, del Caminantes, io li trovo molto capaci, molto disponibili, avranno certamente le loro idee, ma si può benissimo parlarsi e discutere e bisogna dargli
spazi di possibilità, certamente accettando il fatto che loro non faranno quello che farei io al loro posto, certo, ma non è detto che questo sia un male. Senta Dom, ma non è, e lo chiedo anche alla Presidente Bortoletto, che questi ragazzi vogliono essere protagonisti, vogliono emozioni forti, vogliono provare sbagliando, per quello io dico che dobbiamo portarli a vedere quello che facciamo, siamo in tanti, dopo ognuno sceglierà, non vorrà più venire, per carità, deciderà lui, perché come dice lei, lui che deve decidere, ma almeno deve conoscere quello che c'è attorno, perché se non lo faccio conoscere, ma lo leggo sulla cartina famosa del riassuntino a scuola, non riuscirò mai a intrigarlo, come dice lei, e farlo diventare protagonista. E sì che hanno una creatività enorme, basta vedere, avete sentito la ragazza prima, che avrebbe mai pensato che avrebbe scritto un libro, eppure è riuscita a scrivere questo libro. Presidente, cosa dice? Io dico intanto che poi dobbiamo un po' distinguere i piani, nel senso che io parlo della scuola e voi sapete la scuola parte dai 3 anni, anche prima, e va avanti fino ai 18. Ma dai, là la piantina che cresce, Presidente. Ma certo, infatti, però, come dire, io con un bambino devo comunque avere una possibilità di controllo, non posso lasciarlo completamente libero, anche se lo devo coinvolgere, certamente, sono d'accordissimo, nel senso che anche su cose, non so, che riguardano magari il sistemare il giardino, dico per dire che magari è lasciato incolto e dovrebbe essere invece un posto più bello anche per la loro ricreazione, fare per esempio con i più grandetti di quarta e quinta o della secondaria, insieme delle progettazioni e poi portargliele all'assessore sperando che le accolga, per esempio, e questa è una cosa interna. Per i più grandi, quindi parliamo della secondaria di secondo grado, certamente bisogna iniziare da subito a ragionare insieme, ad ascoltarli, a capire quelle che sono le loro esigenze e a portarli anche all'esterno. Certo, con tutte le regole, perché purtroppo noi le regole le dobbiamo rispettare e questa è la nostra realtà, non possiamo esimerci, altrimenti ci arrivano le lettere degli avvocati anche da parte delle famiglie e questo è un altro aspetto da considerare. Ma al di là di questo uno rischia, e non importa, per dire no, bisogna trovare un modo per allenarli allo stare insieme e al capire che cosa c'è all'esterno. Per esempio, non so, all'Avis si fa non si porta solo la cartina, guardate che c'è l'Avis, perché per i più piccoli fino a 18 anni non si può certo appunto partecipare, però si fa magari un concorso di idee, si scrivono dei temi, si danno dei piccoli premi e poi un po' alla volta si continua. E per esempio io ho notato che qualcuno poi ha iniziato a 18 anni ad andare a donare il sangue, quindi cioè sono piccoli passi che insieme dobbiamo fare con l'aiuto anche delle famiglie, cioè le famiglie devono avere fiducia sia nella scuola sia nelle associazioni sia appunto anche nelle parrocchie, in modo che, come dire, si fidino un po' di più. Invece adesso un po' le famiglie tendono a delegare completamente o a, come dire, coprire e proteggere e senza possibilità di movimento, soprattutto per i minori. Allora, Don Giovanni, grazie Presidente Bortoletto ma io so che lei ha capito dove si vuole arrivare, ma anche lei troverà sicuramente tanti ostacoli, non è sempre semplice tradire il mare. Io leggo sempre la Costituzione tutti i sabati, è scritta benissimo, semplicissima, tradire il fare, però perché non viene applicata, perciò una bellissima Costituzione, ma le leggi è la stessa cosa. Quello però io volevo capire, Don Giovanni, è anche questa difficoltà nel capire, ad esempio adesso partono i centri estivi. Sì. Ma perché i centri estivi devono essere fatti solo da psicologi, educatori, che poi andremo a vedere proprio se funziona proprio così, visto i costi anche che hanno, ok? E non farlo fare proprio i ragazzi delle scuole, come una volta nei cortili. I più grandi aiutavano i più piccoli. C'erano giochi per i più grandi e giochi per i più piccoli. Però il più grande con l'occhio controllava sempre il più piccolo. Non dico che non ci vogliono gli educatori, psicologi, ci mancherebbe per la sicurezza, però iniziare proprio a responsabilizzare questi ragazzi. Ad esempio da 3 anni dico che io darei il voto ai 16enni, gli diamo pure il patentino, no? Non li mettiamo nella strada. Allora, ma non sono preparati, perché abbiamo visto sono preparati i 30enni, i 40enni, i 50enni, no? Visto che dicono che i 16enni non sono preparati, però il patentino glielo diamo, perché vuol dire anche costi.
giusti, ecco, allora va bene dare il patentino e dare il voto anche ai sedicenni, responsabilizzarli. Cosa dice? Dopo sentiamo la Presidente. No, noi il GREST in parrocchia è in mano assolutamente ai giovani, ai ragazzi. Ecco, certo è fatto, non è tutto il giorno, un tempo limitato, come riusciamo a farlo. Ecco, quindi non offre alle famiglie quel servizio dalle 8 di mattina alle 18, pranzo, eccetera, che possono offrire altri. Però è un'occasione appunto in cui i più grandi danno un occhio e aiutano i più piccoli, con una capacità che è sorprendente, ecco, anche rispetto a bambini che presentano qualche difficoltà, che magari a scuola hanno il sostegno, altri problemi. È chiaro che sono presenti anche degli adulti, ma gli adulti hanno la grande saggezza di essere presenti dietro le quinte, bravissimo, dietro la finestra. Bravissimo. Quindi ci siamo, ci sono gli adulti, ma non intervengono se non quando è necessario. Per il resto gli adulti sono lì per sostenere l'impegno dei ragazzi, dei giovani. Allora, sentiamo la Presidente Bortoletto. Presidente, agosto c'è il deserto assoluto, non c'è niente, tutti chiudono, ma i ragazzi che non vanno in ferie, che non hanno la possibilità, poi troviamo i tredicenni che sfasciano questa falegnameria antica, tredicenni, dodicenni, ormai distruggono tutto. Forse se li impieghiamo un po' di più sarebbe mica male. Cosa dice, Presidente? Ma bisogna partire prima dalla scuola, iniziare a dialogare là. Quando arriverà l'estate avrai piacere di fare questo col prete, qua Mirella, qua Presidente Bortoletto, con gli Ceudo, con l'US, oppure vorrai fare la baby gang? Spiegami cosa vorrai fare quando diventerai libero. Prego, Presidente. Ma questo è un tema che poi c'è sempre stato, quello appunto del periodo agostano, insomma, ecco, in cui chiudono i centri estivi, chiudono i GREST, giustamente, che sono anche una grande ricchezza nel nostro territorio e che anch'io appunto ho l'esperienza che sono proprio in qualche modo gestiti dai ragazzi con l'aiuto e il sostegno dell'adulto che però fa da garante ma non interviene in maniera massiccia, no? Ecco, se devo dire, anche a scuola ci sono delle esperienze, personalmente io l'ho vissuta, in cui per esempio durante l'anno però questo abbiamo fatto delle esperienze di PCTO, quindi di alternanza, ecco, scuola-lavoro, di ragazzi 15-16 anni che venivano a sostenere nell'attività magari di recupero in matematica piuttosto che in inglese i loro compagni della scuola media, ed è stata un'esperienza bellissima perché proprio vedevi che questi più piccoli pendevano dalle labbra dei più grandi, proprio come se fosse oro colato, ma e hanno anche ottenuto dei risultati, perché poi noi a scuola abbiamo fatto anche le verifiche, abbiamo visto che c'è stato diciamo un miglioramento. Quindi sicuramente sono occasioni importanti. La scuola dall'altra parte ha avuto e ha anche in questo periodo, nel periodo estivo, la possibilità di attivare un piano estate. È iniziato ancora con il Covid e poi si è portato avanti nel tempo, però a scuola noi abbiamo il limite che il referente deve essere un adulto, però è possibile che il gruppo sia diciamo eterogeneo, non di classe, e allora in questo modo il più piccolo aiuta il più grande, un po' come succede anche nella scuola dell'infanzia. Mi scusi, ma perché dobbiamo tenerli sempre a scuola, sti ragazzi? Visto il mondo che si può aprire proprio nel momento che termina la scuola. Allora, il finanziamento arriva a scuola e quindi noi dobbiamo, come dire, partire dalla scuola. Poi si esce dalla scuola, chiaramente siamo in estate, non possiamo stare a scuola sempre perché altrimenti diventa un po' un'ossessione, una gabbia. Presidente, la interrompo perché abbiamo Paola da Padova, ma Paola deve essere velocissima. Vai Paola. Cercherò di essere supersonica. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda il rapporto con gli altri, diciamo così, gli stranieri diversi, non è neanche giusto sempre darci un po' velatamente dei razzisti che ci fermiamo al colore della pelle. Forse qualcuno, ma la maggior parte no. Il colore della pelle, se io
nel mio condominio degli stranieri che quando esco di casa dal terrazzino i bambini, perché sono abituati così, fanno la pipì in testa, poco mi importa del colore della pelle. Se senti le urla dell'agnello che stanno sgozzando, perché loro hanno la macellazione islamica che fanno anche in casa, che gli abbiamo concesso questa cosa. Non è che ci importa del colore della pelle, quello che voglio dire che non è neanche giusto che prendiamo sempre dai razzisti che ci fermiamo al colore della pelle. Culture diverse, che siamo diversi, non è così facile da integrarsi. Volevo Molto dire chiara, Paola, devo chiudere, Paola, non ce la faccio, Benissimo, sennò perché deve grazie. salutarci il Don e anche la Presidente Bortoleto. Comunque sei stata chiara della tua riflessione, prego Don. No, rispetto alla scuola, la scuola chiaramente ha una serie di vincoli legali da cui fa fatica a uscire, non è neanche giusto che esca. Però posso portare questo esempio, no? A partire dalla nostra parrocchia, da altre persone, c'è un gruppo che circa una volta al mese va a Trieste a portare aiuti a chi arriva dalla rotta balcanica con i volontari che sono lì in piazza. E negli ultimi mesi si sono uniti alcuni ragazzi, alcuni studenti delle superiori di Treviso, di varie scuole. Velocissimo perché devo chiudere. Non è una cosa fatta dentro la scuola non potrebbe organizzare questa cosa in proprio, ma dei ragazzi della scuola si passano parola e vengono con noi. Molto chiaro, grazie. Saluto la dottoressa Paola Bortoleto, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, grazie a Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile, di essere stato con noi, speriamo di fare rete, di fare squadra, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Capretto al forno. L'uomo primitivo mangiava il frutto della caccia, cioè animali crudi. Dopo la scoperta del fuoco, non solo la sua caverna fu più calda, ma cominciò a nutrirsi con cibi cotti. Ingredienti per 4 persone. 1 chilogrammo di capretto, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 50 grammi di burro, 500 grammi di patate, sale, pepe, un rametto di rosmarino, vino bianco. In una teglia da forno fate soffriggere l'aglio nell'olio e nel burro. Aggiungete il capretto ben pulito e tagliato a pezzi. Condite con sale e rosmarino. Girate fino a quando i pezzi saranno completamente rosolati. Quindi aggiungete il vino bianco. Fate evaporare per qualche minuto ed aggiungete un poco d'acqua. Unite le patate tagliate a pezzetti e cuocete il tutto almeno per mezz'ora a calore moderato. A questo punto il capretto dovrebbe essere tenero, quindi mettete la teglia in forno assieme alle patate e passatelo ad abbrustolire per qualche minuto a 180 gradi. Servite e buon appetito!